far vedere delle mani questa mattina, delle mani particolari, delle mani che chissà quanto hanno lavorato. Le vedete? È buio, ma forse riuscite a capire che c'è una poltrona dove è seduta una persona con due mani appoggiate. Eccole qua. È una persona di 90 anni che è qui presente, che ha preso la corriera questa mattina da sola per venire da Mirella, per cercare quell'ascolto, quel sostegno, quel supporto che non riesce a trovare. Io non so se ha torto, se ha ragione, è la prima volta che la vedo, non la conosco, però è una mente lucida, ricorda tutto perfettamente, ricorda anche Sveglia Veneti e tutte le persone che telefonano al mattino, ricorda quello che qualcuno si è dimenticato, che ha 90 anni, che deve essere ascoltata, che deve essere supportata, che deve essere aiutata. La ragione non sta mai da una parte sola, è vero, però l'ascolto sta da una parte ed è quello che deve ascoltare. Qualcuno deve ascoltare questi diversamente giovani. Hanno tutto il diritto che ognuno di noi si prende cura di loro, li ascolti e cerca in qualche maniera di fare comunità. Con chi? Magari col prete, perché no? Eccolo qua, Don Mauro Gazzelli, sempre pronto, sempre nel pezzo, in prima linea come piace a Mirella. L'ha conosciuta, la riporterà a casa, io non posso fare nome, non posso dire dove abita, niente, certo che l'aiuteremo, vedo Don Mauro. Sì, lei, ecco, cosa le è sembrata questa persona così umile, così pacata, che cerca aiuto da qualcuno ed è venuta qui a San Biagio con la corriera questa mattina, poi il Don la riporterà a casa, è il minimo che possiamo fare al momento. Quello che si può fare. Ecco, cosa vuol dire questo gesto secondo lei, Don Mauro? Nel mondo oggi delle comunicazioni, eppure dobbiamo riconoscere che c'è troppa solitudine e c'è tanto isolamento. Pensiamo tutti di essere in rete, pensiamo soprattutto di sapere tutto e tutto, di tutti, perché ci sono i social, perché c'è Facebook, e invece siamo lenti a prenderci cura delle persone. Ogni tanto si trova uno morto in casa dopo una settimana, dopo 3 mesi, oppure dopo un anno. C'è abbandono, c'è isolamento, è un po' la cultura dello scarto. Allora saluto anche Andrea Zanoni, consigliere regionale, grazie anche a Andrea Zanoni di essere qui. Fatalità, questa mattina abbiamo anche un'importante persona che anche lei forse, Zanoni, potrà aiutare, questa mamma che non è ascoltata dai figli, questa mamma che ha chiesto aiuto in vari posti ma sembra che nessuno voglia ascoltare. Io ripeto, no, non voglio dire che lei ha ragione e tutti gli altri hanno torto, però ascolto sì. Siccome l'ascolto non lo voglio fare con quelli dove lei ha già bussato, perché non lo trovo giusto. Non lo trovo giusto nei suoi confronti, perché io credo a questa donna che si è presentata questa mattina a Sveglia Veneti. Credo alle sue parole, che sono: qualcuno mi deve aiutare, io da sola non ce la faccio più. Allora, siccome in regione so che c'è anche, avete messo per i giovani, perché si pensa sempre ai giovani, poveretti, dobbiamo tanto aiutarli questi giovani, loro si sanno anche arrangiare, loro riescono anche ad essere aggressivi quando qualcuno non li ascolta e fanno delle cose anche che secondo noi sono sbagliate, ma bisogna capire ognuno di loro il vissuto e perché si è arrivati a questo. Cosa possiamo fare proprio a livello regionale, visto che ieri ho letto tutti i contributi che ha dato la regione quest'anno, 244.000 per la dama vivente, 18.000 per il Natale, per carità, tutto giusto, nessuno dice niente, ognuno fa le proprie riflessioni. Ma l'aiuto a chi ha veramente bisogno, questo ascolto, come si può fare? Zanoni, lei è una persona sensibile, lo sa, perché sennò con Mirella non c'è storia. Ecco, cosa vuole dire a questa mamma, a questa nonna, a questa persona che veramente cerca che qualcuno l'ascolti? Cosa vuole dire? Ecco, come politico, come mai la politica non ascolta questo? Perché sennò non sarebbe qua se avesse avuto un'opportunità. Prego, Zanoni. Beh, intanto grazie per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto esprimo vicinanza e poi giustamente Mirella ricordava tutti gli interventi che ci sono stati, finanziamenti, perché siamo reduci della votazione del bilancio della Regione Veneto, dove appunto si fanno tutti questi investimenti e questi finanziamenti. Tra questi finanziamenti purtroppo devo dire ci sono anche finanziamenti che a mio avviso potevano essere evitati e quei soldi potevano essere dati a un fondo per la non autosufficienza. Ricordo ad esempio 2,5 milioni per i macelli. Non so se abbiamo bisogno di finanziare i macelli, cioè si gestiscono e si finanziano da soli, poi 600.000 euro per il Festival delle Regioni. Qui abbiamo persone in grossa difficoltà come questa signora e si vanno a finanziare i festival, e poi 6 milioni di euro per un palaghiaccio. E allora io ricevo diverse segnalazioni, veramente molte, relative a situazioni come quelle della signora. Ad esempio proprio l'altro giorno ho ricevuto una segnalazione relativa a una signora di 90 anni che vive al terzo piano, che non deambula più e ha dovuto fare il montascale. Ha pagato 20.000 euro, ha chiesto un contributo alla regione, la regione gli ha detto vabbè ti diamo 2.000 euro, peccato che quel fondo non sia stato finanziato. Io ho presentato un emendamento al bilancio proprio che è stato bocciato proprio mercoledì notte, che è data di chiusura e votazione del bilancio, che prevedeva un finanziamento in più di 8 milioni di euro per il fondo per i non autosufficienti, proprio perché ci rendiamo conto di quante persone anziane, sole, con delle pensioni molto basse, non riescono a farcela, e questi sono le madri e i padri, i nonni di tutti noi veneti, cioè la sensibilità verso queste persone dovrebbe essere doppia, tripla, eppure si continua a pensare alle feste, ai divertimenti. Non le dico, Mirella, quanti soldi sono stati dati anche quest'anno per le Olimpiadi. Cioè, io credo che ci sono delle priorità, e se non diamo priorità ai nostri padri, alle nostre madri, ai nostri anziani, io non so che esempio diamo ai giovani, ad esempio. Eppure questa persona risiede su un comune dove il sindaco è molto esposto per quanto riguarda il sociale. Io faccio perfino fatica a parlare, Zanoni, perché ho una rabbia dentro che lei non ha. Per fortuna che ho Don Mauro qui vicino, che così mi devo calmare solo guardarlo, perché con un prete non è che si possa fare tante cose, perché, però Don Mauro, quello che ha detto Andrea Zanoni è vero, cioè manca a livello finanziario quel supporto che ci dovrebbe essere, però manca anche quell'ascolto. Allora io lo dico sempre, Don Mauro, inutile che ci vantiamo di avere tutte queste associazioni, se poi questa creatura viene questa mattina da sola in Corriere a chiedere aiuto, cioè non ci siamo proprio, non ci siamo. Io di recente, parlando con dei sindaci, mi sono accorto, ad esempio, avere un centro diurno in un comune oggi dovrebbe diventare obbligatorio, perché massimo 5 anni su 6.000 abitanti abbiamo 2.000 anziani. Vuol dire che fra 5 anni sono quasi 3.000. Quindi avere dei centri, ad esempio l'esperienza del centro diurno, dove l'anziano non è lì davanti alla televisione, rispetto vostro, ma nel senso lì così, ma il centro diurno gli danno degli stimoli, non è solo un centro ricreativo, quindi un centro diurno gli danno degli stimoli, vieni ascoltato, ci può essere anche un accompagnamento psicologico, spirituale, se è di ispirazione cristiana, però vedo che i centri diurno ti rispondono nei comuni, non ci sono i fondi, non ci sono i soldi, però poi ci sono solo le Olimpiadi, c'è il palaghiaccio, e abbiamo strutture vuote. Anche noi parroci, io potrei avere una struttura vuota, però riesco a metterla a posto al 50% e ti dicono non possiamo avere fondi, ma come? Io ti do la struttura, ti do tutto, non ti chiedo neanche l'affitto. Cioè, ripeto, il centro diurno sarebbe un'esperienza bella, dove poi l'anziano arriva al mattino, pranza assieme in compagnia, socializza, c'è chi lo accompagna eventualmente e poi il tardo pomeriggio va nella sua casa, riposa,
alla sera basta una minestrina, il pranzo più sostanzioso l'ha fatto in compagnia, non è solo, non è isolato, però vedo che c'è di uno non ne frega niente a nessuno. Non interessa a nessuno sta roba qua. Interessano le sagre sono importanti, sì, perché veramente socializzano, sì, però oltre a questo, secondo il nostro punto di vista, Don Mauro, forse ci sarebbe anche qualcos'altro da fare, visto che i soldi ci sono, perché ci sono i soldi, perché 240.000 euro per... Posso dire una cosa che sicuramente a tutti interessa. Io come parroco pubblicamente mi sono esposto contro, per questo motivo, le sagre parrocchiali, perché ho una sagra parrocchiale, cambiate il cervello di sti affari economici e di noi preti, una percentuale dell'incasso della sagra deve andare per progetti di questo tipo. Siete fortunati che non divento papa, se no io direi, cari pretoni, no? Perché qua ho vescovetti, se tu fate un progetto anche per questo tipo, fai la sagra, se no chiude, non la fai. Le parrocchie non sono una macchinetta che fa soldi, io questo l'ho detto pubblicamente e mi sono anche esposto, quindi posso dirlo e sono coerente per questo, scusate. Sentiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, perché sennò non ce la faccio, vai. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto Zanoni, che so che è una brava persona, va bene, e le parole che dicono è pariù. Saluto Zanoni, che è una brava persona, lo conosco bene, so che è una brava persona e per povera gente e si è sempre esposto intanto. E dopo, a che signora che è mio Facciamo vedere le mani della signora per cortesia, grazie. Abbiamo fatto un sbaglio, perché che signora dovevamo andarla attorno, con la carrozza a portarla qua e poi riportarla a casa, ben coperta e con una borsa piena di ben di Dio. Quello avremo, guarda che manca, guarda Mirella, mica tagliare fondi 70 anni, non un giorno, 70. Voi man compagni, perché tagliavo 2.000 fondi, 3.000 al giorno. Fai i calcoli per quanti anni? Vuoi tagliare fondi 70 anni? Vuoi che manca? Cosa voglio dire? Che manda uno che lavora, di una persona che sa spaccare la vita bene. Va bene. E dopo cosa bisogna dire a questa persona? Ha tanti anni, abbia pazienza signora, perché il signore dico che persone come lei, vede tanta gente che le vuole bene, che ha simpatia, che apprezza quello che ha fatto e quello che dovresti avere una ricompensa, ma non in denaro, in benessere a contatto con la gente, a parlare delle robe vostre, perché una persona che ha 90 anni era solo da imparare, da insegnarle tante robe a niente. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti. Comunque ti ringrazio per il supporto, anche questa creatura sarà contenta della telefonata, perché lei segna anche tutti i nomi delle persone che telefonano al mattino a Sveglia Venete. Anche questa è una compagnia, sapere che c'è qualcuno che ascolta, che chiama. Cosa vuol dire, Don Mauro? Sapere che c'è qualcuno che ti aspetta, anche quello è importante, che ti pensa. Anche questo è importante. È importante. Che hai qualcuno che sei nel suo pensiero. Allora, sentiamo Zanoni, cosa si potrebbe fare? Ecco, io chiedo a tutti gli ospiti cosa scriverebbe o cosa ha scritto nella letterina per Babbo Natale per il 2025. Io sono molto preoccupata perché vedo che le fragilità fanno sempre più fatica a resistere. Sono preoccupata perché stanno colpendo il mondo del volontariato, dell'associazionismo. Se non fai parte di un circo magico politico non vai da nessuna parte. Abbiamo visto i contributi che abbiamo letto, dove ho fatto vedere, anzi pregherei proprio il nostro regista se riesce a mandare proprio un piccolo assaggio di questa orchestra, glielo dico Zanoni perché ho intenzione di andare avanti, non capisco cosa succede, che sono passati più di 1000 ragazzi, un'orchestra trevigiana, veneta, fatta di più di 60 componenti, dai 12 ai 22 anni, che non è stata supportata da nessuno, non un centesimo ha ricevuto, e dovrebbe essere l'esempio contrastante a questi piccoli baby gang. Io faccio vedere questo, ma ho anche questi ragazzi che studiano, che sono bravi, che sacrificano, neanche un centesimo. Il presidente è anche ammalato, è una vita che tiene in piedi questa orchestra meravigliosa, ripeto, più di 1000 componenti sono passati per questa orchestra.
eppure non trova sponsor. Non riesce, ha chiesto aiuto alla Mirella. Pensi, Zanoni, che quando si sono esibiti al Teatro del Monaco, fortunatamente per una volta hanno avuto anche sto teatro, chissà che regalo secondo qualcuno, è doveroso, secondo me dovrebbero darglielo sempre anche per le prove. Non c'era nessuno, Zanoni, le autorità non c'erano, c'era un assessore, forse anche per sbaglio magari, un assessore e basta. Non c'era una parola nei giornali che c'era questo concerto. Se io non andavo a riprenderlo, nessuno avrebbe saputo del concerto. Ma di più, poi ho intervistato le persone ospiti, ho detto: ma conoscete questa realtà che avete? Nessuno la conosceva. Capisce, Zanoni, che non possiamo continuare a tacere, a non vedere quello che c'è di buono, di reale, di aiutare e di supportare. Allora sentiamo cosa mi dice Zanoni, poi vediamo se riusciamo a mandare in maniera che... Cosa si può fare per avere un contributo dalla Regione per questa orchestra, Zanoni? Perché so che bisogna farlo un anno prima, allora sì. Partiamo già. Cosa si può fare per contribuire che altri ragazzi arrivino, che questo abbia... Se non c'era Don Francesco di questa parrocchia, ecco un altro prete che ha capito la sensibilità di dare questo spazio per le prove, per fare questo concerto. A Treviso non hanno trovato uno spazio, era tutto off limits, hanno già dato il del Monaco, giustamente, vuoi ancora? Guardi, Zanoni. Allora, aspetti che guardi prima e poi commentiamo. Dobbiamo suonare i tamburi, siamo partiti con i tamburi stamattina. Zanoni, cosa si deve fare per avere un contributo regionale ma che vada in porto, non che facciamo come i 2.000 euro che sì. Poi per questa persona che lei ha spiegato. Prego, Zanoni. Beh, allora ci vorrebbe sicuramente un'amministrazione attenta anche alla cultura, attenta ai giovani, ma a mio avviso questa attenzione non c'è. Purtroppo oggigiorno vengono sperparati, e qua mi riferisco naturalmente anche ai bilanci nazionali, statali, una montagna, una valanga di soldi in armamenti, soprattutto quest'anno, soprattutto con questo bilancio, una cosa da far tremare i polsi, sapendo quanto bisogno c'è invece in sanità, ma anche in cultura di questi fondi. Poi bisognerebbe avere un'amministrazione che non fa errori imperdonabili come quelli economici fatti con la convenzione della Superstrada Pedemontana Veneta,
quest'anno sono andati milioni in bilancio e addirittura hanno dovuto aumentare le tasse alle aziende con l'aumento dell'IRAP per pagare il buco causato da errori fatti da questi amministratori. Io vorrei che ci fosse sicuramente più coerenza. Mi piacerebbe ad esempio che tutti i miei colleghi in Consiglio regionale firmassero il codice etico. Abbiamo un codice etico che prevede un determinato comportamento di trasparenza, di coerenza, che è stato sottoscritto da 5 consiglieri su 50, e quindi se ci fossero dei politici, degli amministratori più coerenti e più seri, a mio avviso non avremmo fatto gli errori che sono stati fatti. Zanoni, ma detto questo, come si fa per avere un contributo regionale? Guardi, c'è un'amministrazione, c'è un assessorato, c'è un assessore, bisogna rivolgersi a quell'assessore. Perfetto. L'assessore non credo possa fare miracoli, però naturalmente la cosa immediata da fare è questa, rivolgersi all'assessore. Grazie Zanoni, perché faremo anche questo, visto che il progetto c'è, non c'è problema. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, anzi ricordo che il 21 questa orchestra sarà proprio a Riese Pio X, per fortuna qualcuno ha capito l'importanza di dare spazio, perciò il 21 si esibiranno proprio le 21, sempre la sera a Riese Pio X. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire una cosa, guarda. Mi dispiace di quella signora di 90 anni, se fossi là le darei un bacione grosso, perché guarda, siamo quasi vicini a Natale e come che Socia Paramì e come tante altre, ecco, che hanno una misera pensione piccola, ma veramente da fame, ecco, e si avvicina il Natale, peggio di così non ci può essere, da pagare e strapagare, e il governo che si tengono giù tanti di quei soldi, che non so che cosa fanno con tutti quei soldi là, uno per uno, li butterei fuori tutti quanti. Non si può vivere così, andare avanti tutti i mesi e non ce la fai pagare le bollette del gas, della luce e di tutto il resto, sempre piccare. È una cosa pazzesca. Grazie Mirella, corro perché sennò non ce la faccio, tante cose da dire questa mattina. Soprattutto, Don Mauro, quello che si riesce a capire è la telefonata di Mirella da Riese Pio X, ancora ecco, una prova che c'è qualcosa e qualcuno che si deve muovere, perché non è che possono aspettare in eterno che qualcuno si renda conto che hanno 90 anni. Io spero che diventino tutti centenari, visto che abbiamo dei centenari meravigliosi, questa fibra forte, perché hanno mangiato poco, hanno lavorato tanto e continuano a rispettare questi ritmi. Ecco, Don Mauro, cosa si può fare perché qualcuno riesca a capire invece che c'è un qualcosa che ha, soprattutto che deve predominare, che è l'ascolto, il supporto. Abbiamo psicologi, abbiamo psichiatri, psicoterapeuti, abbiamo le persone che possono, qualche prete che sia ancora, fortunatamente anche qualche suora, dico che sia un papa, che sia vescovo, andremo da qualche duri, perché così non è possibile. Prego, Don Mauro. Allora, se ascolti, viene normale non parlare, fare un progetto. Progetto vuol dire perché tu hai ascoltato e allora poi il progetto nasce da sé. Ecco perché dico fare una rete sociale, quindi ecclesiale, chiesa, sociale, comune, assessori, quindi anche parrocchia e comune, cioè fare dei progetti assieme. Ecco che poi, anche se prendi una scelta controcorrente, chi non ascolta protesta, chi ascolta invece dice fate bene. Quindi ecco che si comincia a fare delle scelte un po' diverse. Però se la scelta oggi permane il meccanismo turistico, facciamo l'esempio, so che ci sono tanti imprenditori sensibili, però a volte c'è Enrico che si dice questo progetto quanto rende, quanto frutta, se mi dà tot allora lo si fa, sì no, non possiamo ragionare solo in termini imprenditoriali, perché un progetto fatto bene oggi per anziani, oggi è una perdita, fra 5 anni è una risorsa e poi si sostiene anche da sé e non abbiamo l'isolamento delle persone. Zanoni? Sì, sono d'accordissimo. Se noi dobbiamo basare le scelte politiche di finanziamento dei progetti in base ai profitti e ai tornaconti, allora siamo una società verso il fallimento. Noi dobbiamo sostenere
attività come queste, dobbiamo sostenere progetti che danno respiro agli anziani, che li valorizzino, che li rendino ancora parte attiva della nostra società, che li coinvolgano. È importantissimo. Gli anziani sono la storia della nostra società, dei nostri paesi, e quindi sono sicuramente molto preziosi, e la cultura spesso viene messa nell'angolo. Con la cultura non si fa PIL, qualcuno ha detto, anche del mondo della politica. Io invece sono concorde nel fatto di dire che non può essere tutto misurato col PIL, il prodotto interno lordo. Ci sono dei valori, ci sono delle attività, ci sono delle cose che possiamo fare e finanziare e aiutare, che non hanno prezzo, non hanno veramente prezzo. E il fatto è che a volte si ragiona molto con la calcolatrice sbagliando. Io credo che si tratta anche di una questione culturale. Dobbiamo tornare a quei valori che un po' alla volta stiamo perdendo in questa società dove tutto va alla massima velocità, dove le relazioni tra persone sono un po' alla volta sostituite dalla tecnologia, dai social. Vediamo i nostri ragazzi quanto stanno patendo perché sono vittime di questo modo di comunicare veloce, che poi li porta a creare dei mondi virtuali che poi ogni tanto gli crollano addosso, e quindi sfociano in dipendenze come la droga, l'alcol, in violenza, perché non riescono a ottenere quello che tutti gli dicono che è importante avere oggi, perché i valori di oggi non è l'amicizia, non è socializzare, non è passare assieme dei momenti importanti in posti magari molto belli in mezzo alla natura, ma è avere il capo firmato, è avere il telefonino ultimo modello, cioè una società con dei valori virtuali veramente in crisi, a mio avviso. Ecco, Grazie, che penso grazie, che... devo assolutamente andare in pubblicità. Ci facciamo mancare niente, non ci facciamo mancare neppure la letterina che la Mirella legge, che è arrivata al Banco Solidale dalle persone che hanno bisogno economicamente, perché questa persona invece ha bisogno psicologicamente di essere supportata, tanto è vero che ha portato anche un panettone, pensate, non è venuta a mani vuote, capite? Ha portato un piccolo panettone, lei, vabbè, lasciamo perdere. Allora, alla gentilissima Mirella, un grazie sincero per la sua preziosa missione che assicura un aiuto molto importante. Grazie di cuore, e si firmano. Naturalmente il nome non lo dico perché non va bene, leggiamo sti biglietti. Allora, un grande grazie per l'aiuto che ci date. Spero che possiate continuare con la vostra generosità, augurandovi un buon Natale a tutti voi. Allora, io... sono anni, padre, che leggo questi biglietti, queste lettere, perché lo trovo rispettoso nei confronti di queste persone che scrivono, perché è giusto far capire come stanno le cose ai banchi solidali, queste persone che ringraziano. Non trovo mai, se c'è la leggerò, una lettera che veramente dice qualcosa. Sì, c'è qualcuno che mi scrive perché mi cambio troppo, ho detto che devo cambiarmi meno perché i veneti schiacciati non possono cambiarsi tutti i giorni di vestito, pensate voi i problemi che ha questo qua. Ma quello che rammarica è che sono delle persone anche miti, buone, che anche ascoltano, se delle volte sbagliano, che tu dici guarda che devi fare così, ascoltano, poi lo mettono in atto. Infatti fuori dal Banco Solidale non c'è mai sporco, non ci sono code, non c'è confusione, non c'è caos, se qualche volta succede basta solo metterli un po' in riga e non c'è più problema. E poi vai fuori e c'è l'universo aggressivo. Questa aggressività da dove viene secondo lei, Don Mauro? Ma allora bisogna stare attenti, l'aggressività secondo me avviene che abbiamo persone anche, non so come dire, siamo svelti a volte a certificare dando delle patologie, no? E a volte, altre volte però non ci rendiamo conto che abbiamo delle persone a volte che non sono seguite. Io so di gente che è aggressiva ma perché non prende i farmaci.
Allora mi domando anche qua, se uno deve fare 30 km per avere il medico curante, allora con questo non voglio giustificare tutte le violenze, c'è della gente che probabilmente ha nel caso mio, la rabbia, ci sono dei peccati, noi li chiamiamo, no? Nel linguaggio così cattolico, quindi c'è della gente violenta, ma qualcuno, ripeto, è malato mentalmente, ci sono delle personalità sfasate. Un tempo il matto del paese tutti lo conoscevano e tutti si prendevano cura del matto del paese. Oggi il matto del paese è isolato, è qua il problema, e quindi poi esplode la violenza. A me è successo anche in strutture ospedaliere trovare persone non preparate e maleducate. Allora tu devi essere, anche a livello psicologico, avere un grado di sopportabilità e essere preparato a gestire anche la persona arrogante o violenta, perché sennò la cosa poi degenera. Quindi secondo me è una catena sociale che salta di persone non preparate. Voi, con la vostra sensibilità del vostro banco alimentare, siete preparati? Tu stavi dicendo, Mirella, se qualcosa si inclina subito viene bloccato. Oggi nelle strutture statali tu prova a bloccare un bambino a scuola maleducato, si denuncia l'insegnante. Nelle strutture invece private è possibile dare delle regole. La società è senza regola, saremo sempre più violenti, no? E invece con Andrea Zanoni parlerei di rabbia, questa rabbia che ha il cittadino italiano che non va più a votare, vediamo che astensione c'è, questa rabbia di sentire, ma veramente una rabbia forte, che vogliono aumentare i stipendi parlamentari e poi sono stati erogati 2-3 euro alle persone che hanno veramente necessità. Ecco, questa rabbia che monta sempre di più, come viene vista in politica questa rabbia, Zanoni? Allora, dipende, c'è chi a mio avviso la sottovaluta, c'è chi non la considera, c'è chi invece la considera come un problema emergente e grave, una emergenza sicuramente. Quando le persone cominciano a non andare più a votare, in maggioranza, come sta accadendo, come è accaduto ad esempio con le ultime elezioni europee, come è accaduto con le elezioni regionali in Emilia-Romagna, dovrebbe essere considerato questo fenomeno come un campanello di allarme, perché le persone non si sentono più responsabili, non si sentono più copartecipanti a una partecipazione democratica, e quindi persone che buttano la spugna, che non credono più nelle istituzioni, e quindi quando non credi più nelle istituzioni non credi più neanche nelle regole. E questo è gravissimo, perché viene messa in discussione la stessa democrazia. Ecco perché bisogna che chi gestisce il bene pubblico, chi approva i bilanci, dove si destina quanti soldi mettere in sanità, quanti all'assistenza, quanti alle persone fragili, quanti alla tutela dell'ambiente, o quanti, non lo so, alle feste, alle Olimpiadi, al Festival delle Regioni, alla pista da bob, al buco della Pedemontana, siano consapevoli delle scelte che fanno, perché poi queste scelte hanno delle ricadute. Io sono veramente molto preoccupato, perché vedo ormai una assuefazione e un non considerare più quello che accade fuori dal palazzo. Si approvano delle leggi, ultimamente sono arrivate in Consiglio regionale e sono state approvate la legge, la festa per l'autonomia, poi c'è la festa della bandiera, poi la legge sull'inno veneto. Io credo è tutto fumo negli occhi, e questo è un modo anche per nascondere e dimenticare tutti gli errori fatti e tutto quello che ci sta accadendo attorno. Io parlo spesso, sarà perché noi siamo di opposizione, a noi ci scrive il mondo, parlo spesso con persone veramente che sono totalmente inascoltate, sembrano inesistenti. A volte quando si pigia un bottone per approvare un emendamento o per bocciarlo, non ci si rende conto ormai dietro perché qualcuno propone un qualche cosa, perché dietro non ci sono solo numeri, solo migliaia di euro, ma ci sono le persone con le loro storie, i loro problemi, le loro difficoltà. Abbiamo Armando da Vicenza, Zanoni, poi continuiamo, se cade la linea col centralino è un problema. Andiamo Armando. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda, una curiosità, che ho letto qualcosa ma sarebbe bello sentirlo in prima persona. Quanto costa sta benedetta Pedemontana? Perché ogni tanto la faccio anche, mi tocca, e non è che risparmio tanto tempo rispetto a prima che ci fosse, però a me costa
cara come il fuoco, e sento che poi dovrò pure pagarla come tasse, perché i soldi non bastano. È corretto? Basta così, Armando? Sì, vorrei sapere quanto costa alla Regione questa benedetta opera. Allora, abbiamo Zanoni, meglio di Zanoni. Allora, questa è la richiesta di Armando di avere trasparenza sui costi della Pedemontana. Prego, Zanoni. La Pedemontana ci è costata 2 miliardi e 250 milioni di euro, dei quali 914 sono stati messi tra lo Stato e la Regione, quando la doveva fare il privato. E adesso ci sta costando ancora, perché l'errore che dicevo prima che è stato fatto nella Pedemontana è che invece di far sì che il privato venisse a coprire i costi sostenuti prendendosi i pedaggi del traffico, la Regione nel 2017 ha deciso di tenersi i pedaggi della Pedemontana e dare al privato per 39 anni una quota fissa, un canone. Sì, che noi ogni anno nel bilancio dobbiamo trovare i soldi per questo canone, un canone che di media per questi 39 anni costa 300 milioni di euro. Il problema è che ogni anno, dai calcoli fatti anche dalla Regione stessa, da maggio, da quando la Pedemontana è chiusa, i soldi che entrano nelle casse della Regione sono circa 120 milioni di euro. Quindi cosa vuol dire? Che avremo per 39 anni un buco approssimativo di 180 milioni di euro. Quindi i veneti devono, innanzitutto pagano quando la fanno una superstrada che è la più cara d'Italia, perché è a chilometro quella che costa di più in assoluto, ma in più devono rinunciare a servizi, perché naturalmente quando hai un buco di 180 milioni la Regione deve tagliare, devono rinunciare a dei servizi, e quindi dopo soprattutto quelli che hanno meno voce, che si fanno meno sentire come i più fragili, sono quelli che subiscono i tagli dovuti a errori economico-politici fatti dalla politica nel 2017, quando hanno deciso di portare il rischio d'impresa in casa della Regione, perché l'unica variabile di questo progetto erano proprio i pedaggi, non si sapeva quanti veicoli ci sarebbero stati, quanto sarebbero state le entrate. Quindi era giusto che fosse il privato a tenersi i pedaggi per pagarsi l'opera che aveva fatto, e invece abbiamo deciso di dargli un canone certo, cioè eliminandogli il rischio di impresa. Cioè in soldoni per 39 anni, invece di dare fondi alla sanità, alla non autosufficienza, alle impegnative per gli anziani che vanno in casa di riposo, dovremmo dare una montagna di soldi al privato. Quello che non capisco è perché i veneti non riescono a capire gli errori e non agiscono di conseguenza. Quando se in un'azienda l'amministratore delegato fa un errore come quello che ha fatto il presidente della regione sulla Pedemontana, la prima cosa che fanno i soci di quella impresa è mandare a casa l'amministratore delegato. Invece i veneti sembra invece addirittura che lo vogliono ancora prima premiare, perché quando fanno i sondaggi sui governatori più amati, il nostro, che è un governatore che sicuramente ha avuto molte attenzioni, ad esempio per il Prosecco, ad esempio per le Olimpiadi. Io devo dire che nessun governatore, nessun presidente avrebbe fatto tanto quanto il nostro sul settore del Prosecco e sulle Olimpiadi. Sembra che insomma tutto vada bene. Però Zanoni, quello che io dico sempre, perché quando usano la parola i veneti mi hanno votato, no, è anche vero, perché i veneti hanno votato anche qualcos'altro, non è che tu, oppure gli italiani. Ecco, si cerca sempre di generalizzare dove invece i dati sono diversi. Non è che sono i veneti o gli italiani. Una parte, dovrebbe essere corretto dire, ha votato queste persone, altri hanno votato altri, perché insomma, se no non esisterebbero altri partiti, non esisterebbe la democrazia.
questa. Ecco, io quando sento gli italiani, i veneti, dico non è vero, perché bisognerebbe anche, se ci fosse trasparenza, dire quello che è e quello che veramente viene fuori dalle urne. E per quanto riguarda invece il messaggio che passa, è che siamo molto molto lontani da quelli che sono veramente i bisogni del paese. Io non so se qualcuno non si deciderà a investire in questo paese che si sta sgretolando, sfaldando, se non si interviene, eppure abbiamo la tecnologia e la ricerca e la scienza che hanno fatto passi da gigante, e non si riesce a capire perché non si investe, ecco, sui trasporto merci, coi treni, con le navi, via acqua, visto la morfologia del paese. Si continua a parlare di quarte corsie, quinte corsie, fra poco faremo 10 corsie. Don Mauro, quante corsie faremo se continuiamo così? Sono tutti insufficienti. Vediamo, allora, durante il conflitto della seconda guerra mondiale non morivano così tante persone come sono morte nel mese di novembre in incidenti stradali di quest'anno. Per cui, però nella ferrovia non esiste nessun tipo di investire, no? Nel spostare le merci. E gente che fa turni pazzeschi, perché anche lì non abbiamo il coraggio di parlare del mondo degli autisti, che vita fanno, umiliante e sottopagati. Il problema dell'Italia che non vogliamo affrontare, gli stipendi bloccati e tutti gli stipendi che sono sotto il costo vita. Pensate che conseguenze avremo fra 20 anni? Quello che non risparmiamo oggi sarà una strage fra 10 anni economica. Zanoni? Posso dire, ecco, in realtà c'è un progetto in Veneto per portare il traffico da gomma a rotaia e si chiama Metropolitana di Superficie, chiamata anche come SFMR. Un progetto ambizioso che avrebbe portato via moltissimo traffico, avrebbe quindi reso più sicure le nostre strade, ma soprattutto avrebbe disinquinato l'aria avvelenata che respiriamo da 20 anni. Siamo sotto procedura di infrazione, ci sta arrivando una sanzione miliardaria dall'Europa per la violazione della direttiva sulla qualità dell'aria. Però questo grande progetto, che era in 5 fasi, la prima fase è stata fatta, che erano i parcheggi scambiatori, ci è costata €1 miliardo come contribuenti veneti, è stato bloccato giusto nel 2018, un anno dopo la decisione di fare questa convenzione capestro per i cittadini veneti della superstrada pedemontana veneta. Si è deciso di investire i soldi di Veneti nella superstrada pedemontana veneta e quindi questa opera importantissima che avrebbe messo in comunicazione, pensate, tutti i centri, tutte le stazioni, concorse ogni 10 minuti, messo in connessione tutto il Veneto di pianura, quindi con un biglietto unico, con agevolazioni così utili per agevolare i cittadini, per viaggiare con più tranquillità. Scusa Zanoni, ma io non lo sapevo sta cosa, lei la sapeva? No. Cioè, ecco, se lei non ce la dice questa mattina, e io lavoro anche in una televisione, una delle più importanti veramente, e io non l'ho sentita, non so, forse mi sono persa qualcosa, ma sono contenta che lei l'abbia detto, perché veramente fa rabbrividire. Sentiamo Giuseppe da Villorba. Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, io non so se forse sono fuori tema, ma con i miei 83 anni, ieri sono andato all'ospedale di Treviso perché ho una media otite, mi ha sentenziato il mio medico. Quindi all'ospedale, visita specialistica, alla fine, dopo 5 ore di attesa, vabbè, pazienza, mi ha chiamato, mi ha visitato un medico, qua e là, alla fine mi ha dato un Fiumicin, adesso leggo così, flunisolide, poi acido borico, poi sodio cloruro, tutti elementi che devo mettere anche fra di loro, prelevare con la siringa 3 milligrammi, aggiungerli all'altro, e in più sono anche da nebularizzare sul naso e dentro nell'orecchio, ma fare delle respirazioni. Per questo vado in farmacia appunto con la ricetta, mi danno mi tira fuori la macchina per nebularizzare, la compro, la devo comprare, ma alla fine è talmente complicata, guarda, ho tutto sopra il banco, la tavola, butto via tutto, spendo 100 euro, non me ne frega niente, però solo l'acido borico, che alcune per lavaggio dell'orecchio ho qualche goccia,
Guarda, vuoi che capisca, io ho 83 anni fuori scritto in inglese, i maledetti inglesi che tutto scrivono in inglese, non capisco niente. Butto via tutto, è morta là, faccio come mi ha insegnato mia madre e mia nonna, mi metto due gocce di acido borico, un piccolo lavaggio all'orecchio, metto un po' di cotone e ciao, come si faceva 100 anni fa. Grazie a voi, buongiorno. Ciao caro Giuseppe, ecco questi sono se fossero dei centri diurni non di sarebbero ascolto. soli anche a gestire. Prego Don Mauro. Se ci fossero dei centri diurno per anziani è facile gestire anche queste cose, perché un centro diurno ha anche un OS, ha un operatore sociosanitario e ti aiuta a gestire anche queste cose domestiche, no? Ma secondo lei Zanoni, ecco queste telefonate lei quando viene a Sveglia Veneti che sente, perché sono sempre queste, bisogno di aiuto, di ascolto, di supporto, non è che veramente forse la squadra deve muoversi in maniera diversa anche come opposizione, proprio forse per arrivare di più a queste persone? Perché io dico sempre che forse dovrebbero coinvolgere di più anche il mondo del volontariato. Cosa bisogna fare? Una lettera, un progetto in regione per far capire che c'è il mondo del volontariato che si occupa anche delle cose che ha detto Giuseppe magari, e che potrebbe andare a casa di Giuseppe e aiutarlo e a fare quello che Giuseppe giustamente dice: non capisco l'inglese, non so come fare, butto via tutto. Perché non c'è questa unione tra il mondo del volontariato e quelli che sono i servizi alle persone? Perché stiamo ricordando, forse a qualcuno se lo dimentica, che è anche gratuito il mondo del volontariato, e quello che non è gratuito, Zanoni, sarebbe utile anche saperlo, perché io sarei stanca di sentire sono volontario, questo è volontariato. Ecco, ad esempio anche la protezione civile non è tutto volontariato, da una parte la protezione civile prende dei soldi, allora dividere anche quello che si paga e quello che non si paga, che è il volontariato vero. Cioè capire cos'è il volontariato, chi fa cose, chi può aiutare, chi non. Sarebbe male anche a livello regionale, visto che ci sono tutte queste commissioni, queste sedute, che se non hai più di 10 persone non puoi partecipare al tavolo. Esatto. Ecco, a queste commissioni, perché ci vuole minimo il numero 10, magari col 3 sa più di quei che ha il numero 10. Prego Zanoni. Allora la normativa più importante che si approva in Consiglio regionale per dare queste risposte è il bilancio, perché nel bilancio ci sono tutte le voci, sanità, cultura, istruzione, commercio, ambiente, trasporti, eccetera, e lì si decidono le politiche, si decide come dare questi soldi. Io con l'opposizione abbiamo presentato in totale più di 500 emendamenti, cioè 500 proposte di finanziamento di diverse attività. Anch'io sono tra i firmatari, ad esempio, di emendamenti per dare più fondi sostegno ai volontari. Il problema è che, come dicevo, la questione poi si finisce con dei numeri, con una calcolatrice. Ci sono questi soldi a disposizione, sono pochi. Molti devono essere messi nel buco a Pedemontana, erano talmente pochi che hanno dovuto aumentare l'IRAP, cioè l'imposta sul reddito delle attività produttive, cioè tassare le aziende, e quindi noi le proposte le facciamo, sicuramente sono cose importantissime. Io dico sempre, ma lo ammettono tutti, il Veneto è una delle regioni dove c'è più attività di volontariato, soprattutto nel sociale. Se mancasse questo volontariato, io credo che ma ci troveremmo... Zanoni, che anche a livello europeo non ci siamo, perché io devo comprare tutto il cibo, e grazie al 5 per 1000 di questa grande famiglia che ho, perché dalla comunità europea non arriva più niente. Lo sa che mi sono arrivati 48 litri di latte per tutto il mese di dicembre e metà gennaio, non arriva più niente dai banchi nazionali, che poi sono forniti anche dalla comunità europea, non arriva più niente. Ma dove va a finire tutto il cibo che buttano via? Ma dove vanno a finire i soldi per aiutare? Don Mauro? No, un'altra domanda: perché a Roma tu adesso mattina hai la prima scelta della frutta di certi alimenti? Oggi pomeriggio tu trovi la frutta un po' ammaccata e costa pochissimo. Invece al nostro nord-est non esiste questa alternativa, e quindi o hai la prima scelta o la roba viene buttata via. Questo abbiamo preso di dirlo. Dal centro Italia al sud
tu puoi avere questa alternativa dei prodotti, piuttosto che vanno buttati via, costano pochissimo, quindi una persona anziana o che ha poche possibilità va a fare la spesa il giorno dopo, il pomeriggio. Da noi, ripeto, o hai la prima scelta, quindi il prestaccio, e il resto della roba va buttata via da noi. Comunque Zanoni, guardi che non arriva più niente, ma per fortuna che c'è stata la colletta alimentare, che hanno fatto anche a livello... E anche noi il mese di novembre, giornata del ringraziamento, tutte le parrocchie raccoglievano per le Caritas. Cioè, è una roba allucinante quello che sta succedendo, nel silenzio totale di tutta la politica. Però anche noi abbiamo un calo di cose che ci arrivano. Certo, 6 milioni anche di poveri, Caritas. se qualcuno ci spiega come facciamo, io sarò aperta anche la vigilia di Natale, perché Natale viene il mercoledì, noi abbiamo il banco aperto il mercoledì e anche l'ultimo di l'anno fatalità via il mercoledì, perciò saremo aperti il martedì per dare la possibilità a questa gente che mangi. Ma qualcuno si può svegliare, Zanoni, e vedere cosa sta succedendo, come mai non arriva più niente, ecco, dove va a finire tutto il cibo, quanti soldi vengono investiti, come vengono dati, ma dov'è la trasparenza anche per quanto riguarda la solidarietà? Gianfranco Valeri da Cessalto, poi chiudiamo perché ho forato. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno Don Mauro e buongiorno Zanoni. Ecco, Don Mauro, mi manca tanto a Cessalto, sa? Personalmente mi manchi tanto. Penso sempre quando dopo la Santa Messa andavamo a bere il caffè e scambiavamo qualche parola. Ecco, buongiorno Don Mauro. Ecco, però mi rivolgo a Zanoni. Zanoni, sono stanco di sentire ogni volta quando parla qualche dirigente o il presidente della regione che la regione Veneto è orgogliosa di non applicare una tassa, non so come si chiama, praticamente è l'unica delle poche regioni che non applica questa tassa. Ecco, io sono, come si fa, anche voi della minoranza dovete vedere, perché questa tassa hanno detto che incide circa 80 euro a persona. Secondo me è determinante, basterebbe fare una variazione di bilancio, applicare quella tassa e tutti quei soldi che siano messi nella sanità, che vengono eliminate le liste d'attesa. Non così sbandierare che non si applica una tassa, invece secondo me è deterrente non applicare una tassa e poi noi abbiamo le liste d'attesa. Cosa ne pensa? Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a Gianfranco Valeri, prego Zanoni, poi chiudiamo. Allora, tutti i politici normalmente sono contrari alle tasse perché sennò alla fine non vengono più votati. Noi comunque lo abbiamo detto più volte, pensate, noi siamo l'unica regione, è vero questo, siamo l'unica regione che non ha messo l'addizionale la maggiorazione sull'addizionale dell'IRPEF, che è la tassa sulle persone, sui redditi. C'è in tutte le altre regioni, è una tassa proporzionale, quindi chi ha poco dà poco, chi ha tanto dà molto. È una tassa che serve a far quadrare i conti. Io credo che questa tassa, che andrebbe a incidere soprattutto chi ha dei redditi medio-alti, ma con una cifra all'anno di 80-100 euro, quindi non è un grossissimo prelievo, io credo sarebbe giusto metterla, perché questa consentirebbe alla Regione di avere in bilancio qualche decina di milioni in più, utili proprio per essere impegnati nella sanità e anche nel sociale, perché quello che capiamo anche da molti disagi che ci vengono raccontati ai cittadini è che negli ultimi anni sono stati tagliati soprattutto i servizi sociali, i centri diurni, come citava il parroco adesso, o tanti altri servizi riferiti ai disabili, all'assistenza a chi ha problemi psicologici. Ecco, quindi io rispetto a quanto dice questo vostro ascoltatore, io sono favorevole, perché è giusto che chi ha di più paghi di più, perché io credo che una società dove tutti stanno meglio, una società che va meglio e che aumenta la qualità della vita anche per i ricchi, insomma, trovarsi in una società con tante persone che stanno male, con la povertà che avanza, visto che lo abbiamo visto, un Veneto su 5 è a rischio di povertà, è una cosa che comporta Zanoni, devo chiudere, non ce la faccio. Grazie a Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, che è stato con noi. Vedremo come ci muoveremo anche nel 2025, anche con la politica. Io penso che la povertà non dovrebbe avere colore per i politici, che i politici non dovrebbero avere colore quando parlano di diceva Don Camillo, non ci sono i poveri del sindaco, i poveri di Don Camillo. Bravissimo Don Camillo, ecco, io ho un altro Don Camillo qui vicino.
Allora, cosa ha portato? Guardate cosa ha portato Don Mauro. Questo è un pensiero che è stato dato agli anziani, delle piccole fette biscottate, perché non si può esagerare con i zuccheri. E poi a Mirella regalo questo panettone fatto da noi, si chiama la signora Regina Margherita, è il nostro panificio di Godega, i nostri prodotti tipici. Grazie Don Mauro. Pensate che al Banco Solidale, lo dico pubblicamente, non è arrivato un panettone, una bottiglia da parte della politica fino adesso. Davvero? Non è arrivato niente. Non è che lo dica perché ho bisogno del panettone perché li ho comprati con i vostri soldi, perché il panettone non può mancare. Ecco, il vino sì, perché non è che ecco, diamo il succo di frutta, diamo il latte e altre cose. Però per farvi capire come funziona, visto che arrivano tutti al martedì in provincia perché si ritrovano tutti quanti consigli, non è arrivato un panettone, ma noi ce l'abbiamo lo stesso, ma chi se ne frega. Abbiamo la grande famiglia, abbiamo questa creatura che ha portato anche lei il panettone questa mattina, abbiamo Don Mauro, abbiamo tante persone che ci vogliono bene, perciò noi andiamo avanti, perché noi resteremo, invece molti politici passeranno. Ecco, e allora più di così cosa potrei dire? Pubblicità. E con questa meravigliosa tromba salutiamo Luca Spavanetto, capogruppo Consiglio regionale Fratelli d'Italia. Saluto anche Don Paolo Magoga, presidente scuola professionale di Fonte. Grazie anche lei, Don Paolo Magoga. Mi fa piacere farle sentire anche lei questi giovani, perché sa, Mirella sta cercando sponsor per questa orchestra. Mirella ha deciso di trovare uno sponsor per questa orchestra formata da ragazzi dai 12 ai 22 anni che è con le spalle al muro. Perché la regione non ha elargito €1, perché erano, mi sembra, 127esimi, e soprattutto perché questo presidente ormai è un privato che sta cercando di tenere in piedi questa orchestra, però purtroppo ha anche problemi di salute molto importanti, e mi ha chiesto: Mirella, cerca di aiutarmi, perché vede Don Paolo, e mi rivolgo soprattutto a Don Paolo Magoga, non ci sono solo le baby gang che hanno questa visibilità enorme, che sono pochi rispetto a questi ragazzi che sono bravi di più. Questo dovrebbe essere messo in evidenza per contrastare quei piccoli bulletti che si credono chissà chi di fronte a questa meraviglia. Cosa dice Don Paolo Magoga di questa meravigliosa orchestra veneta? Don Paolo, visto che i veneti, veneta, tutta veneta, prego Don Paolo. No, sicuramente la musica è un luogo
di espressione e anche di riscatto. Mettere d'accordo le note, i tempi delle note è una grande forma di educazione e quindi niente da dire, anzi se come scuola possiamo magari dare un piccolo contributo, volentieri a questa iniziativa. Sicuramente quando c'è un lavoro di squadra, c'è qualcuno che segue un maestro e si adegua alle regole, che siano della musica, che siano dello sport, questo plasma il carattere di un ragazzo per il meglio, perché non primeggia solo lui, ma impara ad armonizzarsi con gli altri. Una grande scuola. Luca Spavanetto. Allora, fanno emozionare le note che abbiamo sentito poco fa e ne parlavamo prima, insomma, di iniziare la trasmissione di questa orchestra. La Regione del Veneto, insomma, finanzia molte attività culturali. Questa è una delle quelle fondamentali, come abbiamo visto, come tipologia, intendo dire. Poi nello specifico ci cercheremo di dare un sostegno a questa orchestra. Ci sono la legge regionale 4978, che è quella che per le attività culturali loro partecipano a un bando che magari ha dei parametri, ma insomma se loro verificano un attimo la loro programmazione magari ci rientrano tranquillamente. Comunque insomma l'impegno da parte della regione c'è. Ieri sera eravamo qua, come ti dicevo poco fa, a Focus e parlavamo di baby gang, che a me non piace chiamarle baby gang perché non sono baby gang, quelli sono criminali e basta, perché non esiste baby o meno. Però a volte, esatto, ci si focalizza solo su quello che è la parte negativa, quando invece dobbiamo pensare anche a qualcosa di bello che succede a questo mondo, e questi ragazzi insomma rappresentano qualcosa di molto bello, molto interessante. E come diceva Don Paolo, che ne approfitto per salutare, è forse lo strumento, quello della cultura, ma anche quello di dover lavorare insieme per poi capire il piacere di lavorare insieme, visto che insomma di solitudine solitamente si muore, e quindi questo è l'esempio lampante che armonizzando e lavorando insieme sulla musica si può crescere anche insomma in un mondo migliore. E penso che questi ragazzi, soprattutto perché sono molto giovanissimi, giusto, mi dicevi dai 12 anni in su, ecco, penso che possano rappresentare la parte migliore di questa nostra società, che nulla hanno a che fare con le baby gang, che ripeto sono dei criminali. Abbiamo Adriana, vai Adriana. Niente, è caduta la linea. Allora, Don Paolo Magoga, io non so se lei ha seguito la prima parte, dove questa mattina, per sorpresa, con mia grande sorpresa di tutto lo staff di Media Nord-Est, è arrivata questa diversamente giovane, questa persona di 90 anni, ha preso la corriera per chiedere aiuto alla Mirella perché nessuno l'ascolta. Lei dice: non mi ascoltano i figli, non mi ascolta il sindaco, non mi ascolta nessuno. È una mente lucidissima, ricorda perfettamente tutto, ricorda perfino i nomi delle telefonate che arrivano a Sveglia Veneti, che segue questa trasmissione, ma lei con le lacrime agli occhi mi ha chiesto di aiutarla, Don Mauro, perché da sola non riesce a combattere questa cattiveria che secondo lei la circonda, questa rabbia che vede nei suoi confronti da tante persone a lei vicine che dovrebbero fare l'incontrario. Cosa sta succedendo, Don Mauro? Io ho detto, io non so se lei ha ragione, ha torto, perché è la prima volta che la vedo, non conosco, adesso di sicuro l'aiuterò assieme a Don Mauro Gazzelli che era qua presente. Però qualcuno doveva intervenire prima, non è possibile che questa creatura prenda la corriera da sola a 90 anni questa mattina con le lacrime, chissà anche cosa poteva farsi male, tante cose, perché nessuno ascolta, eppure ha bussato a tante porte. Cos'è l'ascolto, Don Mauro, per qualcuno nel 2024, ormai 2025, soprattutto quelle persone che dovrebbero ascoltare, che sono state elette, che prendono anche i soldi per fare anche questo? L'ascolto è fondamentale. Prego, Don Mauro. Paolo comunque. Scusa Don Paolo, dove è Don Mauro Gazzelli? Don Paolo. Tranquilla. Ecco, diciamo che credo che non proprio tanto tempo fa, ma sono stato in un distributore di benzina lungo l'autostrada e ho chiesto la chiave per andare in bagno e questa signora mi ha dato la chiave e gli ho risposto con cortesia, con una strana cortesia, e gli ho detto: grazie signora, perché non capita sempre trovare persone cortesi, non lo dica a me, fa. Dopo il Covid la gente sembra impazzita e non ci siamo più ricordati che abbiamo bisogno l'uno dell'altro
questo forse chiuderci, questo aver paura dell'altro. Vi ricordate, non ci si dava più la mano, anche in chiesa lo scambio di pace era una tragedia, ritornare a darsi la mano. E credo, secondo me, che questo, forse non ce ne siamo resi conto, ci ha segnati, ci ha incattiviti, e a volte lo vediamo forse nei ragazzi che si sono buttati nei social, ma lo vediamo anche negli anziani che non vengono più a messa e la guardano per televisione, e questo progressivo allontanamento delle persone ci ha reso incapaci di ascoltarle, di vederle. Proprio ieri, in una confessione, un ragazzo mi parlava che a casa c'è tensione perché il nonno sta andando fuori di testa, chi vuole metterlo in casa di riposo, chi non lo vuole mettere in casa di riposo, e io gli ho detto: ma tu vai a trovare tuo nonno, vai a parlargli, perché ci facciamo la testa di tutta una serie di problemi, ma tu ci vai a parlare, cioè se sei vicino a tuo nonno. Questo l'abbiamo perso, perché pensiamo che con una telefonata, come stai, ciao, tanti auguri, buon Natale, ciao ciao, oppure ci facciamo vivi con un regalino, toccata e fuga e via. Ci manca il rapporto umano. Io che lavoro con i ragazzi anche, cioè questi ragazzi, no, che fanno del corpo un uso e consumo, magari fanno sesso, ma forse non si parlano e non si ascoltano. Quindi è un male generale. Certo, i social hanno fatto purtroppo l'asso piglia tutto, per cui ci parliamo solo mediando attraverso schermi, attraverso SMS, attraverso faccine. La parola è andata a farsi benedire. Allora, Don Paolo, e lo dico anche a Lucas, quello che mi meraviglia tantissimo, Lucas Pavanetto, è che invece la realtà è un'altra. Allora, io ho avuto degli istituti scolastici dove io invito i ragazzi a parlare, più degli insegnanti e dei dirigenti. Io voglio ascoltare loro, ecco l'ascolto che voglio fare con questi ragazzi. E ho chiesto, nella scala da 1 a 3, cosa metti in più importante per te? 1, 2, 3. Vediamo se Don Paolo riesce a sapere, a dirmi cosa hanno scritto, cosa mi hanno detto questi ragazzi, ma non solo un gruppo, più gruppi diversi tra loro, non si conoscevano, non sapevano, in varie situazioni di, appunto, di Sveglia Veneti. Secondo lei il primo, secondo e terzo posto che hanno messo, Don Paolo? Ma di che età? Perché dai 14 ai 18. Beh, gli amici, la prima cosa. Secondo, credo, ancora la famiglia. E il terzo, credo ci sarà un po' di tutto. C'è chi ha lo sport, chi ha la musica, forse chi ha qualcos'altro. Ma secondo me amici e famiglia credo siano ancora importanti. Si vede che è un prete. Sentiamo che vive le situazioni. Sentiamo Lucas Pavanetto. Don Paolo è uomo di fede, penso che sia stato molto ottimista su questo. Non so se gli amici o le relazioni inteso come uscire, cioè l'importanza di star fuori. Secondo, forse lo sport. Purtroppo penso che per terzo ci sia la famiglia in questo caso, però ripeto, questo è un po' quello che credo io. Allora hanno messo al primo posto la famiglia, al secondo posto la scuola, chi l'avrebbe mai detto, insegnanti e dirigenti stupiti, al terzo posto l'amicizia. Pensate, forse non conosciamo, non ascoltiamo abbastanza questi ragazzi. Cosa dice Don Paolo di questa scala? Prima famiglia, seconda scuola, nessuno avrebbe immaginato, terza l'amicizia. Prego Don Paolo. No, interessantissimo. Secondo me, dal mio osservatorio, lavorando in una scuola professionale, mi viene da dire la famiglia, secondo me, perché gli manca. Nel senso che credo che gli adolescenti, questa fascia d'età che lei ha citato, e preadolescenti, sentono quanto importante è, ma quanto fatica fa. Parlando, anche se non parlo tanto di famiglia con i ragazzi, parlo più con i loro genitori, sento quanto difficile è intercettarli. E l'altro giorno, quando appunto ho avuto modo di fare queste confessioni di Natale, ecco, sentivo come anche i ragazzi manchi parlare con la famiglia,
ma molto spesso ci sono altri problemi. E quindi c'è l'urgenza, l'emergenza, ci sono i compiti, oppure c'è il lavoro dei genitori, oppure ci sono le robe da fare, e quindi credo che sia stata messa al primo posto come una specie di isola che non c'è, di un desiderio. La scuola mi stupisce sicuramente per tanti ragazzi che magari non hanno modo di uscire con gli amici e che incontrano solo con i media. Il fatto di averli vicino di banco e quindi poterli ridere, scherzare, toccare, vedere, baciare, sicuramente è un'esperienza invece molto reale, molto fisica, molto energetica per loro, e condivido in pieno. E il terzo mi scappa qual è? L'amicizia. Gli amici, ecco, penso che forse per amici intendano quelli più social che altro, cioè quell'amicizia che dopo l'ambiente scolastico li lega piuttosto virtualmente, perché allora ci sono quelli che studiano parecchio e quindi non hanno tanto tempo di uscire durante la settimana, c'è quelli che invece non studiano e allora sono spesso fuori, e l'amicizia però è soprattutto un'amicizia, secondo me, un po' di un divertimento, dove, mancando il dovere dello studio, credo si adagia su un profilo piuttosto consumistico, di bar, di vasche, di qualche marachella e di qualche giro, eccetera. Quindi il termine amicizia bisognerebbe capire cosa si intende. Luca Spavanetto, sentiamo come commenta questa classifica che ho fatto con questi ragazzi. Allora, concordo con il padre sulla questione della famiglia, perché credo che appunto di questi tempi, un po' per le velocità, un po' e dopo infatti le problematiche che abbiamo visto quando parliamo di baby gang e quant'altro, nascono soprattutto poi da quello che è la mancanza della famiglia, in ordine come si dice, di rapporto umano soprattutto. E sulla scuola vorrei fare un ragionamento particolare, perché penso che il Covid nella sua tragicità abbia comunque fatto capire l'importanza della scuola, perché quando loro sono rimasti fuori e bloccati e non hanno più avuto quel modo, in un ambiente che era odiato perché ci sono i compiti, i professori che rompono le scatole, tutte le cose, le verifiche da fare e quant'altro, forse si è capito che poi tutta quella rottura però era socialità, era rapporto, era anche il fatto di trovare quelle persone con le quali sei forzatamente insieme, perché la classe non la decidi tu, non è un'amicizia che decidi, però ti danno la possibilità anche di imparare e conoscere nuovi mondi, soprattutto nelle scuole di oggi, che sono insomma anche multietniche sotto questo punto di vista. E quindi penso che forse per questo motivo è stata messa la scuola, anche perché è l'unico momento di socialità, tra virgolette, forzato ma piacevole nello stesso tempo. E il terzo, l'amicizia, sì, la questione dei social sicuramente è importante. Diciamo che di questi tempi, i tempi nostri, insomma, prendo me e te insieme, penso che l'amico vero sia l'amico con il quale, che poi ti accorgi insomma dopo tanti anni che è l'amico vero, è quello con il quale sei cresciuto, hai fatto esperienze, ti sei confidato, o ancora senti l'esigenza, magari nonostante magari non riesci a sentirti per mesi, di comunque chiamarlo, parlarci, c'è un punto di riferimento, non è solo uno sfogatoio, ma è quella persona importante che è come può essere un fratello, che però non hai un legame con il quale non hai un legame di sangue. E quindi penso che forse, e mi auguro che quel terzo posto lì possa sempre, diciamo, accrescere come importanza, pur rimanendo terzo va benissimo, insomma lasciamo la scuola un po' al secondo posto in questo periodo che è fondamentale, ma che appunto l'amicizia torni a essere quella vera, cioè quella del ci troviamo anche in piazza, perché noi troviamo i ragazzi in piazza, e Mirella, su questo insomma l'hai denunciato anche tu, a luna di notte, a mezzanotte, luna di notte, no? Durante l'estate, a volte non per forza per fare marachelle, però è perché c'è una mancanza di regole. La cosa bella sarebbe trovarli in oratorio, sarebbe trovarli in piazza durante il giorno, cioè come punto di aggregazione
i social, usarlo per trovarsi l'appuntamento, ma non poi per discutere. Don Paolo, come commenta e come risponde, ecco, come prete al politico Lucas Pavanetto? Ecco, perché sono due realtà diverse. Ecco, come commenta le parole del politico rispetto alle parole del prete? Prego. Sì, no. Condivido quanto detto, anche se per studi fatti per il passato, sempre la notte, che è un tempo destrutturato, rappresenta un tempo libero per i ragazzi, è anche quel luogo, no, un po' oscuro, dove, come dire, non c'è la campanella che ti organizza, non c'è lo sguardo di tua mamma, tuo papà che ti entra in camera, eccetera. È il tempo tuo e se tutti i ragazzi appunto lo sentono così, è logico che alla sera, pensiamo alle sere d'estate, penso che tutti le abbiamo vissute, ecco, e quel tempo anche per stare tra di noi, e noi senza un ruolo di figlio, di studente, di suonatore di musica, di calciatore, che ne so, ecco, è il luogo più libero. È logico che, come appunto diceva Lucas, Pavanetto, mi scuso. Ricordiamo il prete Don Pavanello, che ha fatto anche tante cose per la Carta, visto che ha nominato Pavanello, ecco, è un momento per ricordare questa figura meravigliosa che abbiamo avuto. Sì, prego. Un grande. Ecco, che quei tempi, citavo giustamente l'oratorio, perché quegli spazi, ecco, non sono vuoti, sono abitati. Ecco che il mondo civile, il mondo politico dovrebbe considerare che le attuali piazze dovrebbero anche quelle essere abitate. Le faccio l'esempio di un parcheggiatore di una discoteca. Immagini una discoteca e la gente che esce magari un po' brilla, oppure mollata dall'amorosa, oppure incazzato col mondo, e fuori, no, magari alterato, prende la macchina, vuole andare via, oppure immagini un parcheggiatore che è lì per mettere a posto le macchine e che vede, ormai si è fatto l'occhio, e che vede questa gente, no? Gli dice: fermo qua, aspetta, dove va tu? Cosa? Aspetta, contami, cosa è successo? E questo si sfoga, lo calma, lo tranquillizza, cioè fa, tra virgolette, il confessore laico, e fa di un non luogo come il parcheggio di una discoteca una piazza abitata. Ed è quella persona che fa la differenza, perché magari a forza di vedere sta gente le conosce. E ora come è andata? Statosa, ecco. E perché non avere delle figure così, che un comune piazza strategicamente in quelle zone dove si sa che gira, no, un po' di gente magari che potrebbe prendere una piega. I ragazzi sono delle piante verdi, basta poco per tenerle dritte, non serve fare chissà che. Magari un parcheggiatore cresciuto a una certa scuola potrebbe fare la differenza. Quindi prima di chiamare le forze dell'ordine, prima di portare la gente col caschetto e la tuta antisommossa, magari un paio di persone che fanno quello di mestiere. Confessano, sti ragazzi li conoscono un po' alla volta, perché non sono miliardi, saranno quanti? 20, 30 ragazzi. Vede Don Paolo Magoga, prima di incontrare lei questa mattina io parlavo con Don Mauro Gazzelli e avevo anche Andrea Zanoni, sempre anche lui consigliere regionale, e ho fatto questa richiesta e questa proposta: perché non cercare di coinvolgere di più il mondo del volontariato per aiutare certe situazioni, che non costa niente, che è gratuito, perché ricordiamo che anche qua sarebbe da dividere tra volontario pagato e volontario gratuito, perché hanno fatto anche qua un minestrone. Invece la trasparenza dovrebbe regnare sovrana, a mia idea. Allora, visto che abbiamo questo numero 7.500 associazioni di volontariato, e poi, come dice Don Mauro Gazzelli e Don Paolo
Magoga, troviamo il ragazzo che non sa a chi rivolgersi e può creare dei problemi enormi perché nessuno l'ascolta e nessuno lo ferma. Troviamo il diversamente giovane morto in casa perché non conosciamo il nome, il cognome, c'è la privacy, gli assessori al sociale non ci danno i nomi, i cognomi perché non si può. Forse coinvolgere di più il mondo del volontariato. Avete visto che ragazzi abbiamo, non sono solo quelli che suonano nell'orchestra, ma anche quelli che frequentano le parrocchie, i boy scout. Abbiamo un mondo che non può essere solo circoscritto a quella parte di chiesa, Don Paolo, questo dico. Deve essere coinvolto chi fa chi e chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, non arriviamo da nessuna parte. E qua è la politica che deve intervenire, deve coinvolgere. Non può essere che se io faccio parte del cerchio magico sono coinvolta, ma se non faccio parte del cerchio magico politico mi lasciano da parte e anche mi maltrattano, come succede a tante associazioni. Queste mamme che chiedono aiuto e si vedono la porta sbattuta in faccia, ma credi di avere solo tua figlia? Così? Ma le sembra una risposta che può dare un assessorato al sociale, Don Paolo? Questa mamma che ha portato a casa, lei forse l'ha anche conosciuta, questi 3 ragazzini dalla Russia, riportati a casa tutti e 3 fratellini, ho dovuto mettere l'avvocato perché Lisa, quella che non parla, poveretta, non riusciva ad andare a scuola. Sono riuscita solo con l'avvocato a farla andare a scuola. Ma le sembra una cosa normale? A questo bambino che crede ancora al Babbo Natale, il più piccolo, Nicola, ecco, che ha scritto la letterina e che io manderò il Babbo Natale a casa perché se lo merita tutto e nessuno pensa. Si rende conto che al Banco Solidale della provincia non è arrivato un panettone dalla politica? Un panettone, Don Paolo! Siamo invisibili, hanno detto giusto i poveri. I poveri quando sono stati intervistati hanno detto siamo invisibili. Ecco, la politica che non risponde. Si mettono il fiore all'occhiello, qua il mondo del volontariato, il banco alimentare, neanche un panettone. Quanti ne abbiamo? 21, non so, ci aspetterà l'ultimo dell'anno, non so, vedremo. Luca Spavani, no, perché è giusto dirle anche le cose come stanno. Siccome il martedì sono tutti gli ali, ho 50 metri, se uno fosse venuto a vedere dal Banco Solidale, direi uno, capisce come funziona, Don Paolo? Ho capito che c'è la Caritas e tanto di Cappello, la San Vincenzo, tutte queste opere buone. Però anche questi volontari, una pacca sulla spalla, non è che vogliono che portino chissà cosa. E poi arriva la nonna di 90 anni questa mattina a chiedere aiuto col panettone. Cioè, capite la differenza? Che voglio farvi capire la differenza. Prego Luca Spavanetto, la politica lontana dalla povertà e dai bisogni. Allora, Don Paolo Magoga, pensavo che fosse Don Paolo a dover cresimare, ma evidentemente ci ha pensato Mirella. Battute a parte, ci sono 2 cose importanti. Allora, gli assessorati alle politiche sociali sono gestiti di comune in comune in maniera diversa. Evidentemente quello che prima hai citato, io non entro nel merito del comune, non mi interessa farlo, potrebbe essere definito un assessorato asociale, no al sociale, quindi tutto attaccato, perché forse non ha capito la gravità della cosa e spesso e volentieri ci si concentra sul fatto di non avere risorse, di non avere persone, al posto di dire se io apro la porta e un sindaco può farlo e ha le capacità, quando va fuori e chiede aiuto, l'aiuto lo trova, perché in qualunque comune, anche il più povero l'aiuto lo trova. Su questo posso dire l'esperienza personale, cioè quando sono andato amministratore, tuttora anche nella città di Jesolo, prima che in consiglio regionale, noi abbiamo gli educatori di strada, abbiamo un centro giovani, abbiamo una realtà che è parallela a quella del mondo dell'oratorio piuttosto che e che fa quello che il parcheggiatore prima diceva Don Paolo, ecco, quindi la persona che riesce ad andare in piazza a recuperare i ragazzi quelli diciamo che non sanno cosa fare, quelli che rischiano poi nel limbo di non saper cosa fare e passare il tempo in piazza di essere trascinati magari in cattive compagnie. A volte però non ci si concentra, cioè si parte con il progetto, funziona, però non lo si incentiva perché questo ha bisogno, perché le esigenze cambiano e quindi magari a volte poi il servizio viene meno. Per quanto riguarda però invece il volontariato e quello che può fare la politica, al di là di quello che può fare la politica con le leggi, ok? Voglio solo dirti che la settimana scorsa noi tradizionalmente a Natale, parlo come gruppo politico,
nella mia città, a Jesolo, insomma, da dove io parto, abbiamo questa tradizione di trovarci a Natale. Lo abbiamo fatto sia a Jesolo che a San Donà, quel provinciale, eccetera, però abbiamo fatto entrambe le cose. Abbiamo raccolto dei soldi e una volta l'associazione, una volta un'altra, insomma, cerchiamo di dare una mano, un contributo alle associazioni, anche in termini materiali, cioè non dando i soldi in mano, ma cercando anche di dire cosa vi serve in modo da andare vicino. Quest'anno dovevamo decidere cosa fare e era venuta l'idea appunto di comprare dei buoni spesa con i soldi raccolti e donarli in questo caso all'assessorato, in modo che l'assessorato però mi fa una premessa, mi dice: guarda, sulla questione alimentare riusciamo sempre a colmare, perché il supermercato, la grande distribuzione, il comune, riusciamo sempre a colmare. Ci servono dei buoni studio, cioè quelle ore, diciamo, da poter utilizzare con i ragazzi che hanno più bisogno nei centri, quelli, diciamo, quelli pomeridiani, quelli delle associazioni che seguono i ragazzi nello studio, perché mentre il cibo nel bene o nel male riusciamo a recuperarlo molto, molto velocemente, questa è una cosa che non si nota, ma dei quali i ragazzi hanno bisogno fondamentale, e quindi abbiamo donato questa cosa qui e penso che sia importante. Cioè, sono ragazzi che hanno dei disagi, sono ragazzi che naturalmente che sono seguiti dai servizi sociali, quindi ragazzi che hanno bisogno e che al di là del vestito, al di là del cibo e al di là della copertura magari delle bollette nella loro casa, diciamo la famiglia, hanno questa cosa in più, che non è una cosa che magari tutti valutano nel modo giusto o magari sottovalutano, e credo invece sia fondamentale, perché se noi questi ragazzi riusciamo a farli crescere bene, soprattutto con lo studio, riusciamo a inserirli nella società e a non fargli passare, insomma, però, una vita. Vede Luca Spavanetto, c'è un grande problema che io lo dico quasi tutte le mattine. Io non devo essere fortunato ad avere la famiglia che abita a Jesolo o a San Donà. Io devo essere, qua vorrei interpretare anche Don Paolo Magoga, fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è lo studio, ma anche il mangiare, il vestire, ecco, quelle cose che ormai nel 2025 ci sono e che hanno i miei compagni, che si potrebbero acquistare. E non è possibile che io debba comprare il mangiare, grazie a questo 5 per 1000 Don Paolo di questa grande famiglia di Sveglia Veneti che ho la fortuna di avere, perché dai banchi nazionali non arriva più niente. Allora, se noi iniziamo anche forse a capire che dobbiamo anche qua far chiarezza come politica, chi può raccogliere, chi non deve raccogliere, perché se tutti raccolgono poi alla fine io devo comprare perché non ho a sufficienza. Mi sono arrivati, Don Paolo, glielo dico, 48 litri di latte dal Banco Nazionale, per fortuna che c'è stata la colletta alimentare, e dovrei andare avanti tutto il mese di dicembre fino al 21 gennaio. Capisce che non ci siamo proprio, perché il latte per noi è fondamentale, perché queste persone bevono il latte, mangiano il pane, perché le ho abituate, anche quelle che non mangiavano il pane, a far capire la bontà del pane. Adesso non voglio più la farina, mangiano anche il pane, se non c'è una cosa c'è un'altra. Ma io devo dare una borsa dignitosa, Don Paolo. Nella borsa ci deve essere la borsa che noi facciamo quando andiamo a fare la spesa, che può essere la carne, il formaggio, la verdura. Io la compro, Don Paolo, perché non arriva niente. Io non so se Treviso è un'isola a parte, ma io se le faccio vedere le fatture di quello che vado ad acquistare per dare una borsa dignitosa, perché non posso dare solo dolci, io devo dare quello che veramente serve. Per fortuna che c'è stata farmacia per i bambini, perciò abbiamo anche questi sciroppi, queste cose per i bambini. Ma dove arriviamo? Ma come? Con tutto il cibo che va buttato, anche qua la Comunità Europea dovrà pur fare delle leggi dove io posso ritirare questo cibo, tonnellate di cibo tutte le mattine che vanno buttate perché non le possono distribuire. Ma cosa sta succedendo, Don Paolo? Cioè, io non devo essere fortunata. Avete visto nelle grandi città le code che vanno a mangiare alla mensa? Le avete viste? E non hanno il chilometro zero da prendere la frutta, la verdura. Noi dobbiamo pensare anche a quelli, non solo al nostro campanile, alla comunità in generale. E la comunità sta morendo di fame. A Jesolo, Luca Spavanetto, hanno aperto un emporio solidale che non ce
l'avevano, vuol dire che c'è questa richiesta, che non ci sono solo gli hotel a 5 stelle, c'è una povertà che sta crescendo e sono le famiglie che lavorano, che anche con 2 stipendi non ce la fanno. Questi sono i 6 milioni di poveri. Don Paolo. Condivido in pieno, è impossibile non darle ragione. Credo che sia da un punto di vista giuridico sarebbe importante che la politica cercasse di snellire tutta una serie di vincoli che costringono i supermercati. Noi abbiamo una bella esperienza qui vicino alla scuola, c'è un supermercato che ogni 2-3 giorni ci dà 2-3 scatoloni di roba che scade o il giorno stesso o il giorno dopo, e noi riusciamo attraverso un piccolo banco alimentare che abbiamo con la Caritas in paese a sfamare preparano 40 coperti al giorno, perché c'è la verdura da curare, c'è il cesto di frutta, 2 sono buone, 2 sono da buttare, c'è chi ha gli animali per cui recuperano anche quello che tra virgolette viene da buttare. E questa filiera a volte viene bloccata alla sorgente perché il supermercato per legge non potrebbe, perché questo cibo deve andare di qua, quest'altro deve andare di là, mentre avere un occhio solidale anche quando si pensano alle leggi che sicuramente devono garantire la sicurezza del prodotto, ma devono anche garantire di evitare lo spreco. Come diceva lei, lo spreco. Cioè, madre natura non spreca nulla. Se l'uomo non ci fosse, non esisterebbe lo spreco. Lo abbiamo inventato noi. E forse è una delle cose peggiori che ci inquina tutti quanti. Ora, possiamo vincere lo spreco con delle leggi anti-spreco? Perché, come dice lei, se ci fosse una filiera virtuosa di realtà produttive o distributive che mettono in piazza quello che non è più commerciabile, sicuramente si crea tutta una catena di persone che come lei intercetta il prodotto, altri lo confezionano e altri lo rimettono in pista. Ora, questa cosa qua secondo me è importantissima, però va affiancata anche un'altra, che è quella del lavoro. Mi spiego, credo che adesso non voglio entrare in polemiche, ma uno dei rischi del reddito di cittadinanza qual è stato? Che qualcuno si è accontentato di prendere questo sussidio statale e si è un po' seduto. Il fatto di dire no, facciamo così, invece di darti un sussidio statale io ti do la possibilità di frequentare un corso che ti abiliti. E noi come scuola dopo il Covid abbiamo ascoltato 700 persone, no una, nella zona della Pedemontana, 700. Di queste quasi mezzi li abbiamo inseriti a esperienze di scuola-lavoro, e questi sono riusciti anche a inserirsi. Però Don Paolo Magoga, mi scusi se guadagnarsi. faccio una parentesi, ma è doveroso farla. Sì. Il reddito di cittadinanza, il primo reddito di cittadinanza votato dai 5 Stelle e Lega, era nato proprio così, quel lavoro, si ricorda che c'erano, io ti do questo, però tu lavori. Poi è caduto il governo, perché bisogna dire le cose come stanno, era nato proprio come dice lei, cioè no, stai a casa sul divano, io ti do ma lavori. Poi è caduto il governo e è stato il finimondo. E dove è stato il grande sbaglio? Che non l'hanno dato ai comuni, era il comune che doveva gestire il reddito di cittadinanza, era il comune, il sindaco, gli assessorati competenti che sapevano chi doveva dare il reddito di cittadinanza e come impiegarlo. È successo il finimondo. E chi ha fatto questo, come giustamente dice lei? L'uomo e la politica. Non di sicuro quello che è a casa, che doveva percepire il reddito di cittadinanza. Siccome in Italia siamo pieni di furbetti, e lo sanno benissimo tutti, perché viviamo con tantissimi furbetti, però abbiamo visto che anche al nord è stato diverso dal sud o dal centro-sud in qualità di furbetti e di numeri, perché ci sono più controlli. Però il reddito di cittadinanza, Don Paolo, che c'era in tutta l'Europa, perché eravamo solo noi e non la Grecia che non ce l'avevamo, era nato bene col lavoro, quello che dice lei,
ok? Dare dignità alla persona, io ti do questo, però tu mi aiuti. E poi la politica, come sempre, ecco, quella politica che pensa sempre di avere gli assi in tasca ha fatto degenerare il tutto, perciò i furbetti hanno fatto assalto a Forte Apache. Una parte dell'Italia, i numeri sono numeri. Luca Spavanetto. Hai detto tutto, Mirella, perché sulla questione del reddito di cittadinanza la buona fede di partenza c'era, poi la mancanza di controlli, ma soprattutto la mancanza di conoscenza del territorio. Come dici tu, i sindaci sono le prime persone che sono in trincea, diciamo, cioè coloro i quali, quando c'è un problema, il cittadino, quando vede un problema, va dal sindaco, indipendentemente che il problema sia della provincia, della regione oppure del governo. Tante volte troviamo che vanno dai sindaci con cartelle esattoriali, piuttosto che magari cose che non competono o non riguardano l'amministrazione comunale, ma il sindaco è il primo ad intercettarle, diciamo così. Poi noi sappiamo che i comuni, per quanto grandi siano, hanno comunque delle strutture che il territorio lo conoscono, e quindi diciamo che riusciamo a capire, e lo vedo insomma quotidianamente, chi deve essere aiutato, chi invece ne approfitta e chi anche spesso abbiamo delle situazioni di chi non vuole essere aiutato, ma queste sono, diciamo, quelle proprio estreme. Però, come dici tu, appunto, se fosse stato dato questo sistema ai comuni attraverso gli assessorati, al di là che poi possono funzionare bene o meno, attraverso quella forma che ti dicevo di capacità del sindaco di trovare le eventuali risorse necessarie negli aiuti degli imprenditori, piuttosto che, si sarebbe fatto molto di più. E invece si è limitato a rimanere a casa e prendere i soldi senza fare nulla. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una proposta al consigliere regionale e al parroco. Siccome i giovani hanno subito 2 anni di Covid abbastanza importanti che li hanno limitati a livello sociale, sarebbe bisogno che fossero chiamati chi ha più bisogno, magari chi non ha trovato lavoro, chi ha delle difficoltà. Ad esempio il sindaco, poi i sindaci potrebbero, tramite ufficio anagrafe e ufficio entrate, tramite anche la regione che ha ingegneri statistici, fare un programma che gli risulta subito i nominativi di giovani dai 14 ai 20 anni che hanno bisogno, che devono essere ancora inseriti nel mondo del lavoro. Il sindaco li chiama come si faceva una volta e gli propone o all'azienda o gli chiede se ha bisogno di qualcosa, perché secondo me manca questa cosa, cioè avendo subito 2 anni di Covid i giovani sono un po' disorientati, magari non tutti, però quelli che sono disorientati, magari con il sindaco che è responsabile della sicurezza eccetera eccetera, potrebbe essere una soluzione. Grazie. Grazie Aldo, sentiamo Luca Spavanetto come commenta la telefonata e la proposta di Aldo. Penso che potrei forse già dire anche se mi trova d'accordo Don Paolo su questa cosa, visto che mi pare che faccia parte di un istituto professionale. Sì. Io sono stato abituato a 14 anni, quasi 15, adesso non ricordo se li avevo compiuti 15 o meno. Comunque appena ho potuto, mio padre mi ha detto vattene a fare a staion, come si suol dire dalle nostre parti, cioè ovvero vai a lavorare durante il periodo estivo. E quello mi ha dato l'opportunità anche di capire la fatica del lavoro, ma soprattutto anche l'autonomia e anche quando sprechi un euro di capire effettivamente che per guadagnare quell'euro là c'è fatica. Oggi purtroppo lo sappiamo, non si può più far lavorare i ragazzi sotto i 18 anni, quando li fai lavorare sotto i 18 anni iniziano dei vincoli che io non ricordo, faccio un esempio, che lavoravo in un bar e io servivo alcolici eccetera e io ho un bellissimo ricordo di non aver mai bevuto nulla finché ho lavorato dietro il banco del bar. Quindi anche questa cosa qui sono quelle cose che vengono messe come leggi per il politicamente corretto, che però allontana i giovani dal mondo del lavoro, perché poi ci si abitua ad arrivare a 18 anni, poi inizia quel periodo diciamo più intenso che stai finendo magari le superiori o inizi l'università e quindi di conseguenza non riesci più a inserirli nel mondo del lavoro. Automaticamente arrivi a laurearti che tu non hai fatto un giorno di lavoro e soprattutto non conosci il mondo vero del lavoro, ma conosci solo quello della teoria che ti insegnano a scuola, spesso volentieri magari più indietro rispetto alla realtà. E io credo che questa cosa qui, mi auguro insomma che il governo Meloni su questo possa metterci una pezza, cioè mettere a posto, si possa tornare ad avere, anche perché tra l'altro forza lavoro ne abbiamo bisogno.
Quindi io penso, soprattutto nell'ambito stagionale, che magari è più semplice, che non significa solo quello della spiaggia, ma può essere anche quello della raccolta della frutta nell'entroterra, piuttosto che quello della montagna, piuttosto di quello delle città d'arte. Io provo a pensare a Padova, un ragazzo di 14-15 anni che inizia un percorso magari assistendo all'interno di un museo, cioè pensare anche all'esperienza che uno si fa, non solo tirare su ombreoni. Ecco. Allora andiamo a sentire anche questo rapporto stranieri-Caritas perché è molto importante. Andiamo a vedere e a sentire. Sempre più difficile trovare una casa, il costo della vita che continua a crescere, il fenomeno ormai diffuso del lavoro povero e così per la Marca trevigiana è crisi di fascino per gli stranieri. Questo territorio è sempre meno attrattivo e il numero dei residenti stranieri cala continuamente. Lo dice il 19° rapporto sulla presenza di stranieri presentato dalla Caritas. Quella che era la prima provincia del Veneto per numero di stranieri residenti ora è scivolata al 3° posto, dopo Verona e Padova. I dati Istat che si riferiscono al 2023 parlano di 89.366 stranieri nella Marca, il 3% in meno rispetto a 2 anni prima. E rispetto alla necessità di presenza dal punto di vista di forza lavoro, ma non soltanto di forza lavoro, anche di dinamica sociale e demografica, rischiamo di avere un problema che si manifesterà nel prossimo futuro anche come difficoltà di sostenere il sistema sociale e produttivo del nostro territorio, quindi il bene comune di tutti. I paesi rappresentati sono 150, i principali Romania, Cina e Marocco. Quanto alla scuola, gli alunni stranieri sono quasi 18.000, in crescita, e il 14% del totale. Di questi il 71% sono nati in Italia. I nuovi nati per quanto riguarda la popolazione straniera sono meno di 1.000 riguardo a tutto l'anno 2023, quindi è la popolazione straniera quella che tiene alto, diciamo, la quota di nuovi nati ed è ascrivibile totalmente alla popolazione italiana, invece diciamo il degiovanimento della popolazione. Una provincia complessivamente meno attrattiva per gli stranieri, dunque, che sempre più numerosi aspirano a lasciare l'Italia. Un calo che si ripercuote sulla natalità, sulla popolazione scolastica e sul mercato del lavoro. Allora sentiamo Maria, poi salutiamo anche Luca Spavanetto che ci deve lasciare, salutiamo anche Don Paolo Magoga. Vai Maria. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ecco, niente, volevo dirti che fate degli auguri di buon Natale e buone feste, perché siccome che faccio un po' fatica a prendere la linea, sai, e siamo in tanti, una grande famiglia. E ora volevo farti tanti auguri a te e a tutto lo staff, al dottor Baciali, agli ospiti che hai lì. E dopo volevo dire dei ragazzi che bisogna mettere le regole in casa da piccoli. Io sono stata abituata così e sono andata bene e mai i genitori essere amici dei figli, perché i figli devono fare i figli, i genitori devono fare i genitori. Grazie Maria, devo salutare perché sono in ritardissimo, ho forato, Luca deve andare via, ma ci sentiamo anche la prossima settimana. Allora Luca Spavanetto, come ci saluta? Visto che siamo sotto le feste di Natale, auguro a tutti di passare un santo Natale e soprattutto di iniziare il 2025 con il piede giusto, con un occhio sempre a chi ha più bisogno di noi, come dobbiamo sempre fare, e io dico che noi per primi dobbiamo dare l'esempio ed essere a servizio della comunità. Ringraziamo Luca Spavanetto di essere stato con noi, gli auguriamo un felice Natale. Grazie Luca Spavanetto, può pure andare, grazie. Io vorrei sentire invece da Don Paolo Magoga come commenta questi dati di Don Paolo Baratto, di Don Bruno Baratto, e soprattutto capire dove si può parare, perché alla fine il lavoro manca e se non c'è chi lo fa cosa facciamo? Eppure abbiamo queste risorse che veramente avrebbero anche voglia di lavorare. Ecco, anche qua la politica dovrebbe snellire, perché sennò non ne andiamo fuori. Prego Don Paolo. No, indubbiamente condivido i dati che sono stati comunicati. Mi colpisce che sempre meno possiamo parlare di stranieri, soprattutto pensando alle giovani generazioni. Come hai sentito, la gran parte nasce qua in Italia
e parlerà probabilmente anche i nostri dialetti e la scuola diventa quell'ambiente che permette di assimilare la cultura nostra. Logico che loro porteranno la loro e non per questo dobbiamo temerla o avere paura. È la forza lavoro di domani, già di oggi, perché se io penso alla mia scuola, dove non posso più usare la parola stranieri perché alcuni che non sono del mio colore parlano dialetto come me, e magari da quando sono nati qui, hanno fatto la materna, le elementari, le medie, adesso sono a scuola con me. Quindi chiamarli stranieri non funziona. Ecco, e quindi siamo tutti cittadini della nostra Italia, del nostro Veneto o della Pedemontana. E quello che mi preme è, e anche qua lascio, perché anch'io ho i tempi un po' stretti, che sono ragazzi che chiedono una mano, come sempre i ragazzi chiedono una mano, e sapendo che nella misura in cui la ricevono possono anche darla. Sono da considerare una forza lavoro, ma prima di tutto sono da considerare ancora ragazzi, cioè vanno formati. Sa Don Paolo cosa hanno detto anche questi ragazzi che ho intervistato, Coro, perché so che anche lei deve andare via. C'era una ragazza di colore nero e gli ho detto: secondo voi c'è ancora questa diversità tra il bianco e il nero, e secondo voi c'è razzismo? Sa cosa mi hanno risposto? Che è vero quello che ho detto, Don Paolo. Mi hanno detto che è vero, anche questa ragazza e i suoi compagni che erano qui seduti. Allora capisce perché abbiamo tanti appartamenti sfitti, anche le persone che lavorano, ecco, non bianche, diciamo così, a questo punto so più cosa dire, non riescono ad avere un appartamento in affitto perché non si fidano, perché solo il colore nero fa paura. Poi abbiamo le bande dell'est, come ieri abbiamo visto, che razziano i paesi, portano via, mettono a fuoco e fiamma. Quelli fanno paura perché li ammazzano, allora quelli non si vedono. Ha capito come funziona, Don Paolo? Siccome quelli ti ammazzano, allora quelli non li vedo quelli che arrivano infradito, quelli vedo, quelli che hanno la pelle nera, sì, quelli mi fanno paura. Non ci siamo proprio, Don Paolo, mi dispiace dirlo, è anche Natale, ma bisogna dire anche le cose come stanno. Io la ringrazio veramente, Don Paolo Magoga, di essere stato con noi, le auguro veramente a lei, a tutta questa meraviglia di ragazzi che lei tutti i giorni condivide, questa felicità di vivere, questa gioia di vivere, la speranza. Un felice Natale e buone feste. Grazie Don Paolo, veramente. Grazie a voi, arrivederci. E adesso andiamo in pubblicità. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però 2 anni fa non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però
in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Ed ecco, noi non poteva mancare, dopo questo servizio che abbiamo visto nei nostri telegiornali, Patrizio Miatello, presidente associazione Azzellino da Onara. Grazie Miatello di essere qui. Saluto anche Sergio Frigo, giornalista. Vediamo se è collegato. Buongiorno dottor Frigo, grazie anche a lei. Ecco, come giornalista, dottor Frigo, come vede questo servizio, ecco, queste persone che ci si stanno battendo per un bene comune? Ecco, un bene comune, perché abbiamo sentito quello che è successo e quello che potrebbe succedere se si continua a non vedere quello che è successo e che si può porre rimedio. Prego, dottor Frigo. Chiedo scusa, io mi sono collegato qualche minuto fa, vedevo che stavate parlando, immagino, della mancanza di forza lavoro e dell'inserimento degli immigrati. Oppure anche di banche, dopo delle persone che sono state truffate dalle banche, con Patrizio Miatello, appunto di questa associazione Azzellino da Onara. Prego, ecco, cosa ne pensa, ecco, di queste truffe che continuano quotidianamente, direi, perché specialmente le fragilità che vengono prese come bersaglio e molte volte vanno proprio a buon segno perché si fidano. Cosa sta succedendo secondo lei, dottor Frigo, ecco, con queste persone che veramente non riescono più a salvarsi perché hanno il nemico dietro l'angolo? Prego. Beh, guardi, posso fare solo un discorso molto generale perché non è un tema che abbia mai toccato personalmente. Diciamo che c'è un male comune nella società attuale che purtroppo riguarda i grandi capitalisti, riguarda in qualche modo a ricaduta anche le persone qualsiasi, e questo male si chiama avidità, per cui chi può incamera soldi e non li condivide e di conseguenza ci sono queste situazioni che si determinano. Ecco, diciamo che se ci si accontentasse un po' di più di quello che si ha, probabilmente tante problematiche non ci sarebbero, ecco. Dottor Frigo, ma per quanto riguarda l'ambiente, anche questo è a forte rischio. Io ho avuto dei scienziati, dei ricercatori che, se non si investe veramente anche con la tecnologia che abbiamo la fortuna di avere, non ce ne sarà per nessuno. È un ambiente che fa fatica a stare in equilibrio, bisogna investire. Secondo lei ci sarà questa volontà oppure si parlerà sempre di armi, di guerre, di cose di grandi opere che non interessano a nessuno? Come vede la situazione dal suo importante osservatorio, dottor Frigo? Ma guardi, io credo che la situazione dell'ambiente dovrebbe essere considerata fra le maggiori emergenze, non soltanto perché ci piacciono gli uccellini, le piante, eccetera, che a qualcuno piacciono di più, a qualcuno piacciono di meno. Più che altro direi che è anche una questione economica, nel senso che ci sono questi eventi estremi che si ripetono oramai con cadenza settimanale o quasi, e che creano danni enormi. Allora, dei politici che abbiano a cuore, che abbiano la capacità di guardare oltre il consenso immediato, dovrebbero porsi il problema se un paese, ma non solo l'Italia naturalmente, ma diciamo noi parliamo dell'Italia, se un paese può reggere a lungo dal punto di vista prettamente economico questi disastri che succedono con alluvioni, con siccità, con allagamenti, eccetera, ecco, con distruzioni enormi che richiedono poi investimenti enormi per ricostruire, soldi che non ci sono perché non vengono messi a regime, diciamo. Ecco, mi domando, ecco, un politico dovrebbe chiedersi, se è davvero uno che guarda al futuro, dovrebbe chiedersi se un'economia
come la nostra può reggere a lungo una situazione di disastri ambientali a cui stiamo assistendo e con i rimborsi che non ci sono più perché non ci sono soldi stanziati per questo. Per esempio nel caso del clima ci sono due strategie da attuare. Uno è la mitigazione, cioè cercare di ridurre le emissioni di anidride carbonica che alterano il clima, e si chiama mitigazione. L'altro si chiama adattamento e significa fare opere che vadano a impedire gli allagamenti, per esempio, le alluvioni e così via. Queste cose richiedono finanziamenti, richiedono uno sguardo proiettato verso il futuro, e invece si pensa a fare grandi iniziative che porteranno, che assorbiranno tantissimi denari e produrranno ancora più inquinamento, come il ponte sullo stretto, per dire, mentre invece ripristinare le strade dove sono scese le frane a causa delle forti piogge, oppure fare argini, rinforzare gli argini, fare i laghetti che conservino l'acqua quando serve e che la intercettino quando ce n'è troppa. Ecco, tutto questo si fa il minimo sindacale, mentre invece bisognerebbe davvero investire su questo e pensare che questa cosa, investire in anticipo, costa molto meno e rende molto di più che intervenire quando il danno è fatto. Allora sentiamo invece Patrizio Miatello, ecco la letterina a Babbo Natale, questa letterina cosa avrà scritto Patrizio Miatello sperando nel 2025, prego. Ma la letterina che noi abbiamo scritto a Babbo Natale, passando per i politici a Roma, passando per il presidente Patuelli dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, è quella che la nuova commissione d'inchiesta che è stata votata l'altro giorno, terza commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, quando si insedierà col suo presidente io sarò là assieme ad altri, perché quello che è successo col vaillon finanziario di Veneto Banca, Popolare Vicenza e di altre 9 banche in Italia non ha insegnato niente. Sono state fatte commissioni d'inchiesta regionali 2 volte, sono state fatte altre 2 prima di questa, commissioni parlamentari bicamerali a Roma. Cosa è successo? Che rimangono 240 milioni dei risparmiatori vittime accertate di questo vaillon finanziario, che hanno cancellato le banche e i diritti di 200.000 famiglie. Siamo riusciti a trovare i soldi perché abbiamo sempre detto hanno cancellato le banche con una legge che ha regalato a €1 2 banche con 2.200.000 correntisti. Hanno regalato a 50 centesimi a banche, 2 banche che erano sistemiche, e hanno cancellato i diritti dei risparmiatori che avevano accantonato in quote dei cooperative. Cancellato i diritti. Da quel momento qualsiasi iniziativa legale si sapeva che non andava a buon fine. Noi abbiamo progettato il fondo vittime del risparmio rubato dal sistema, e io avevo pregato a Casini, quando la prima commissione, cambiate questo sistema. Cosa hanno fatto? Zero, perché continua il sistema bancario assicurativo. Noi tutti lavoriamo, cerchiamo di risparmiare qualcosa, facciamo un'assicurazione pensionistica e mettiamo via 100 euro al mese e ci portano via tutto, e poi con il fondo troviamo 2 miliardi e mezzo, ho trovato io assieme ad altri, di conti dormienti che le banche hanno fatto dormire, erano là. Da 2 miliardi mi cambiano la legge e mettono 1 miliardo e mezzo. 1 miliardo e mezzo danno il 40% del costo d'acquisto di queste quote,
quindi senza rivalutazioni, senza interessi, e danno un 40% e mi portano via i 240 milioni che potevano dare anche 7-8%. No! Fermo, perché abbiamo Marino da Morgano. Vai Marino. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare con mia Tello. Prego. Per il discorso del crack delle banche. Ecco, io ho lavorato in posta e mi chiedo come abbiano fatto per sottoscrivere certi prodotti a persone di una certa età. Perché io, quando lavoravo in posta, se ha presente mia Tello il questionario MIFID? Sì. Bene, io quando lavoravo in posta, se il soggetto non aveva le caratteristiche per poter investire certi prodotti, il sistema mio mi bloccava, cioè non potevo continuare. Io mi chiedo, le banche come hanno fatto a sottoscrivere certi titoli a certe persone che non avevano nessuna competenza su azioni, obbligazioni e cose del genere. Io ho letto un articolo una volta sulla Tribuna di Treviso che hanno bypassato questo sistema perché loro hanno adottato due sistemi molto più elastici. Non so se ha mai preso, io ho letto e mi ricordo ancora, due tipi di software, ARS e IAC, e questi ti permettevano di poter sottoscrivere certi prodotti rischiosi a chiunque. Allora io chiedo, perché guardi, sinceramente, gente come Johnny, come Trinca, cioè questi qua per me dovrebbero stare in prigione tutta la vita, dico la verità, perché questi hanno truffato gente povera, gente ingenua, anziani, li hanno fatto sottoscrivere di quelle cose, che è una cosa vergognosa. Allora, io chiudo, volevo dire un'altra cosa, anzi, se lei io ho letto, sempre sulla Tribuna di Treviso, che queste banche cosa facevano? Davano prestiti a ditte decotte, io le posso dire fallite, davano prestiti anche di qualche milione. Allora io mi chiedo, come è successo? Com'è possibile certe cose? Se io vado a chiedere un prestito a una banca, ti fanno i raggi X e questi ti hanno ditte decotte, ditte che erano praticamente fallite. Grazie Marino, grazie della telefonata, delle riflessioni che stai facendo a voce alta. Io chiederei, prima di chiedere anche a Miatello, poi devo correre perché il tempo è tiranno, al nostro ospite, il dottor Sergio Frigo, l'etica anche nel condurre, come si sente anche Marino. Noi ci fermavamo perché capivamo che questa persona non era in grado di capire, anzi adesso sfruttano queste persone, meno capisci e più posso venirti contro come un caterpillar, e così sta succedendo anche per le grandi opere. Che paga le conseguenze sono sempre quelle persone che non riescono a difendersi e quelle persone che non hanno voce in capitolo. Eppure il bene della comunità, è chiaro, dovrebbe essere un altro, è l'ambiente, il rispetto, l'etica. Prego dottor Frigo. Beh, guardi, purtroppo è pieno, è la società attuale che si è imbarbarita. Probabilmente, appunto, come dicevo prima, l'avidità guida gran parte delle azioni. Si passa dalle truffe telefoniche a quelli che ti presentano in casa spacciandosi per qualcun altro e per rappresentanti di fornitori di servizi o guardie di finanza, oppure poi le telefonate che prendono di mira gli anziani, che dicono suo figlio ha avuto un incidente e ha bisogno di 10.000 euro perché altrimenti lo portano in galera. Purtroppo è una società che si è imbarbarita. C'è all'interno della società purtroppo un appesantimento dei rapporti, una cattiveria sempre più del risentimento. Ma scusi, dottor Frigo, ma lei è anche un giornalista, ma il garante della privacy dov'è? Cos'è la privacy? Perché faccio fatica a capire ormai cos'è la privacy. Ma prima di rispondermi abbiamo Giulia da Venezia. Vai Giulia. Sì, Mirella, ciao. Buongiorno a tutti.
ai tuoi ospiti che hai là e al dottor Miatello e al presidente, il dottor Miatello. Allora, mi hai sentita fino adesso? Sì, benissimo. Buongiorno. Giulia. Sì, volevo dire, buongiorno dottor presidente Miatello. Volevo dire che arrivati a questo punto, Mirella, visto che il presidente, il dottor Miatello, aveva trovato i soldi e poi si sono comportati in questo modo, che i soldi c'erano, invece che darli a questi qua che erano stati, non dico derubati, adesso dirò anche un'altra cosa, derubati. Che è così, che li hanno messi in un'altra parte, Mirella, ma stiamo scherzando? Ma guarda, Mirella, che qua non si tratta di ladri, di rubare, di ladri, si tratta di usurai, Mirella, ci sono in tutti i posti gli usurai, perché non si può fare una cosa del genere se i soldi ci sono e dopo tu li metti in un'altra parte, tu li devi dare a quelli che sono stati portati via, perché i ladri, Mirella, rischiano la vita. Ma questi qua non rischiano niente, perché questi qua non perdono niente, questi qua ne fanno di tutti i colori. Però continuo a dire, Mirella, io sai che ho una grande fede a Sant'Antonio. Sant'Antonio andava col Vangelo nelle carceri perché dove il dottor Miatello sa bene la cosa di Eselino là, c'era l'usuraio. E andava lì col Vangelo e diceva: state tranquilli ai carcerati, perché questi che vi hanno fatto queste cose non saranno mai perdonati di fronte alla giustizia divina di Dio, perché l'usura è il più grande peccato che esiste nella terra. Allora per questo che insisto, Mirella, chissà che stiamo vicini alle feste di Natale, che sentano che è un peccato che non saranno mai perdonati, che si mettano in regola, che diano questi soldi a queste persone. Grazie cara Giulia, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Grazie telefonata, ma noi ci sentiremo anche la prossima settimana. Sentite le riflessioni che i nostri telespettatori e telespettatrici fanno a casa. Vorrei tornare ancora dal dottor Frigo e poi sentiamo anche Miatello, che deve rispondere anche a Marino da Morgano. Ecco, l'etica e soprattutto questo garante della privacy. Cos'è la privacy? Veramente, dottor Frigo, perché veramente fa molto riflettere. Prego. Ma la privacy sarebbero, a parte la privacy, diciamo in senso lato, significa che i dati sensibili, quelli che riguardano la nostra persona, la nostra famiglia e tutto quello che ha a che fare con la nostra sfera personale, siano tutelati, siano protetti, non siano di dominio pubblico, non vengono sfruttati da chi ha l'interesse di sfruttarli. Però anche qui noi, allora, sul discorso, per dire, delle telefonate che arrivano, c'è anche un numero che dovrebbe consentire di bloccare le telefonate sgradevoli, quelle che ci disturbano e che spesso si spacciano per qualcos'altro, e invece in realtà questo numero mi dicono che non funziona quasi per niente, insomma non fa da filtro. Mentre invece c'è anche da dire una roba, bisogna che anche noi come cittadini stiamo attenti, perché bisogna sapere che quando si va su internet e si lasciano dei riferimenti, oppure quando si fanno delle ricerche, poi queste ricerche, questi dati vengono utilizzati per formare dei profili, e queste cose vengono poi vendute, i nostri dati vengono venduti, i nostri numeri di telefono, e quindi poi noi riceviamo queste telefonate sgradite o addirittura truffaldine, insomma, ecco. Quindi anche qui purtroppo è un sistema anche dal punto di vista tecnologico a cui ci siamo affidati, senza non riusciamo a stare più, perché se ci portano via o perdiamo o lasciamo a casa il telefonino, siamo praticamente impossibilitati a mantenere i contatti. Dentro nel telefonino ci sono tutte le nostre vite, però bisogna
bisogna anche sapere che queste nostre vite o parte di esse vengono utilizzate da estranei, da ditte, perché noi facciamo accessi gratis a internet, alle mail eccetera, però questi accessi sono fintamente gratis, perché quello che poi noi portiamo in dote a questi che ci danno i servizi internet in particolare, sono i nostri dati che vengono rivenduti e utilizzati da altri. Ti do una tazza anche nei vari supermercati, una tazza che costa 0,01 centesimo, ma intanto ho i tuoi dati e coi tuoi dati poi navigo dove voglio. Questa è la verità, sono tutte piene di carte, non so a cosa servono e i punti a cosa servono, perché per prendere una tazzina che voglio miei punti, che ho detto, capite bene, come ha detto il dottor Frigo, che bisogna che anche noi stiamo attenti, ecco, a dare i nostri dati, perché sono dati sensibili molto importanti. Patrizio Miatello, allora, rispondiamo a Marino e poi a Giulia. A Marino rispondo vero, ed è questa la conferma che io dico che non è cambiato niente, non ci ha insegnato niente le banche, perché quei due software che ha citato il signor Marino sono due software che in procura a Roma e a Vicenza sono riportati. Ma secondo voi quei software che cambiavano i profili sono cambiati? No, sono i due più grandi software che gli istituti bancari usano. Quindi, nonostante che quei software hanno permesso determinate truffe, ecco, perché potevano cambiare, questi software sono ancora in commercio, cosa che è allucinante. Quindi le due commissioni cosa sono servite? La nuova commissione assieme alle banchette, alle bancone, alle banche dovranno intervenire su questo, perché se io ho il MiFID che dichiaro, ecco, dopo non può esserci la possibilità di cambiare. Ma al di là di questo io dico anche un'altra cosa. Lei, Marino, che è quello che proponeva prodotti, no, dobbiamo finirla con questi prodotti, perché io che risparmio non è che posso essere profilato e devo studiarmi i contratti capestro che vengono fatti, in qualche caso anche da Poste Italiane con le polizze, perché ci sono delle cosucce che non vanno neanche in Poste Italiane con le polizze vita. E lei lo sa benissimo. Quindi qua nel sistema finanziario assicurativo è tutto da rifare. E vergogna è che c'è il bitcoin che vale 0, sta dando uno schiaffo al sistema bancario e assicurativo. Fermo un secondo, se mi cade la linea. Giusy da Treviso, a non poi continuiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Miatello. Sono ragioniere. Dottor Miatello, ma i banchieri che hanno truffato questi cittadini sono stati arrestati o come al solito hanno trovato gli avvocati col pullover di Kashmir? Perché la legge penso che sia uguale proprio per tutti, dovrebbe. Quanti miliardi ci sono, dottor Miatello, di questi soldi dormienti nelle banche? Un pressapoco. No, perché lì le banche si fanno i propri affari, insomma, e basta. E per fortuna che c'è lei che insiste. La ringrazio. Grazie Giusy, allora corriamo perché è giusto anche capire, anche andiamo a vedere questa c'è salto a 4 espropri, poi sentiremo anche cosa dice il dottor Frigo, questa pista da Bobo che è quasi ultimata, unica pista al mondo avremo, andiamo a vedere c'è salto espropri. Noi siamo qua pronti, ben lungi da qualsiasi operazione di ostacolo, anzi vogliamo che la cosa parta prima possibile e venga risolta il prima possibile. Cioè, a questo punto è un fatto morale, è un fatto di sicurezza, è un fatto di civiltà. Ne fa una questione di civiltà Ivano Menegaldo, uno dei tanti cessaltini espropriati per fare spazio ai lavori della terza corsia sul tratto maledetto della 4. Nessuno da queste parti contesta l'utilità dei lavori, ma tutti chiedono che i cantieri accelerino. Solo a Cessalto i cavalcavia sono 5. Prima di parlare di terza corsia bisogna ampliare questi manufatti e rifare tutte le intersezioni. Il messaggio degli espropriati è chiaro. E ciò che è pubblico vale di più e viene prima del privato.
privato. Se ci sono dei morti è fuori discussione, questo tratto qua va risolto. Noi sappiamo che qui adesso c'è un appalto per il cavalcavia e poi ci sarà l'altro appalto per stendere il nastro della terza corsia vera e propria. Quindi passeranno altri anni di morti e di disgrazie, che è ora che finiscano. Il problema è che muore una volta il camionista serbo, una volta quello del Montenegro, eccetera. Immaginare di fare un'associazione delle vittime è ovviamente difficile, molto, molto complesso, però rischiano di essere veramente morti per le quali non ci sarà mai nessun colpevole, ma invece questo è un problema. Nel caso di Menegaldo, l'atto di esproprio risalente al 2022 riguarda parte del suo giardino. La scarpata che vedete al momento è stata solo parzialmente disboscata. Questa casa invece, che si trova dall'altro lato della strada, deve ancora essere abbattuta. A Santa Maria di Campania il cantiere, in corrispondenza di un secondo cavalcavia, sembra a uno stadio più avanzato, ma in attività c'è solo un piccolo escavatore. Proprio in questa zona ci sono stati 3 abbattimenti di 3 case che sono venute meno, quindi anche gli espropriati, le persone che hanno pagato questo scotto lo hanno pagato e sono quindi adesso a chiedere di incominciare i lavori, di andare avanti. È una necessità anche nei confronti e nel rispetto di chi ha abbandonato la propria casa, chi ha visto il prossimo pezzo di terreno venire meno. Vogliamo in qualche modo l'inizio dei lavori per risolvere questo problema. Allora, dottor Frigo, lei si batte per l'ambiente, bacini di laminazione, invece vediamo e abbiamo sentito anche Andrea Zannoni del Consiglio regionale questa mattina che c'era un importante progetto su ferrovia per il trasporto ed è stato completamente abbandonato. Prego, dottor Frigo. Purtroppo vince sempre il sistema del trasporto privato e dello sviluppo a tutti i costi, e in realtà quando poi si tratta di fare delle opere pubbliche come in questo caso, che sono assolutamente indispensabili, però si trova il territorio occupato e quindi si creano da altre infrastrutture, da case private eccetera, e quindi si creano questi contrasti. Io amerei una situazione in cui si favorisca, si promuova lo sviluppo del trasporto pubblico, delle ferrovie, del trasporto su rotaia, che inquina meno e occupa meno territorio, però purtroppo è ormai da decenni è invalso il sistema del trasporto privato, della privatizzazione delle risorse, per cui si va avanti in questo modo e poi non c'è più la possibilità di neanche programmare delle opere che servono davvero. Ecco, la fermo un secondo, dottor Frigo, perché abbiamo la nostra Nadia. Vai Nadia, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire al signor Miatello. Allora mi leggo ieri sera, e hanno fatto vedere anche per televisione, che hanno assolto Renzi e la Boschi e altre 11 persone. Allora, la legge non è uguale per tutti, perché là non sussiste reato. Grazie, arrivederci e buona giornata e tanti auguri. Grazie anche a te Nadia, veloce, Miatello, velocissimo. Discorso giustizia, purtroppo la giustizia si chiama giustizia ma è una presa in giro, perché su determinati settori, soprattutto quello finanziario e bancario, abbiamo visto che il crack delle banche non ha portato in galera nessuno, perché intanto adesso ci sarà la confisca, ma la confisca di beni che non ci sono più, se anche la manterranno, quindi in galera non va nessuno, e hanno rovinato il nord-est. Il nord-est è stato rovinato con 18 miliardi, con 300.000 ipoteche che ora andranno in esecuzione, quindi ci rendiamo conto cosa sta arrivando in Veneto. Questa è la giustizia che non c'è. Perché? Perché bisogna cambiare le leggi, perché le leggi fatte come sono, come cosa che avevamo chiesto alle commissioni di inchiesta parlamentari, non vanno bene. Tornando ai soldi dei conti dormienti, cara signora, io ho trovato
I 2 miliardi e mezzo, di quei 2 miliardi e mezzo ce ne hanno dato 1,5 e ce ne hanno portato via 240 milioni. Adesso ho trovato altri 700 milioni presso INPS, INAIL e Enel. Quei 700 milioni più il miliardo di prima devono fare un'altra legge, perché l'indennizzo deve arrivare almeno al 95%. Basta, dobbiamo chiudere. Grazie veramente al dottor Frigo, al dottor Sergio Frigo di essere stato con noi. Grazie a Patrizio Miatello che mi ha portato anche un questo. Regalo, guardate, questo è qua. Storico e riparte. Grazie. Regalo di Natale, e ci sentiremo perché continuiamo la battaglia più di prima. Grazie. Tasca mia, l'unica via. E andiamo avanti, perché quei soldi vanno ridati tutti al 95%. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie anche a Patrizio Miatello. Grazie, vai. Pasta e fagioli alla milanese. I fagioli fanno la loro comparsa nella cucina italiana alla fine del 1500, dopo la scoperta dell'America, 1492. Evento fondamentale per la nostra gastronomia, che si arricchì di tanti prodotti. Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di fagioli borlotti in scatola, 200 grammi di ditalini, olio extravergine d'oliva, 40 grammi di burro, 40 grammi di cotenne di maiale, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, 3 cucchiai di passata di pomodoro, sale, pepe. Tritate insieme la carota, il sedano e la cipolla in una pentola dai bordi alti, o preferibilmente in un recipiente di coccio. Fate sciogliere il burro e lasciate soffriggere. Quindi aggiungete il pomodoro, le cotenne tagliate a pezzetti, il sale e il pepe. Dopo 5 minuti unite i fagioli. Versando 1,5 litri di acqua fredda. Lasciate cuocere per un'ora a fuoco moderato. Aggiungete la pasta e portate a cottura. Servite la pasta e fagioli ben calda, cosparsa di pepe macinato al momento. Nel piatto di portata aggiungete anche un filo di olio extravergine d'oliva. Servite e buon appetito!